Buongiorno a tutti, buon 3 giugno. Oggi avremo ospiti in studio Massimo Marega, segretario della CGIL, e Margherita Canale della Civica Idea Giuliana. Se vorrete dialogare con i nostri ospiti potrete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta al solito numero oppure scrivendoci una mail anche per fare le vostre segnalazioni. Avremo naturalmente anche la nostra rassegna stampa, ma cominciamo subito con le previsioni del tempo e cominciamo dal sito dello Smeralpa. Allora vediamo la situazione generale. Mentre sul Mediterraneo permane un'area anticiclonica, sulle Alpi scorrono veloci saccature che determinano afflusso di aria più fresca in quota e favoriscono instabilità sulla regione. Quindi per oggi, martedì 3 giugno, su pianura e costa cielo da poco nuvoloso a variabile, sulla zona montana nuvoloso con rovesci o temporali possibili a più riprese durante il corso della giornata, ma con lunghe pause senza piogge comunque più probabili nel pomeriggio. Soffierà vento moderato da sud o sud-ovest su costa e pianura. Questo è il quadro meteo per la giornata di oggi, ma vediamo anche quella di domani, mercoledì 4 giugno. Cielo in prevalenza nuvoloso sulle Alpi, variabile tra prealpi e pianura, poco nuvoloso verso la costa, soffierà vento dal mare moderato su pianura e costa, vento da sud moderato in quota sulla zona montana. Ancora giovedì 5 giugno, su pianura e costa cielo poco nuvoloso con vento moderato che soffierà dal mare, sulla zona montana cielo nuvoloso e variabile con possibili piogge o locali rovesci pomeridiali su prealpi e Alpi. Soffierà vento moderato da sud-ovest in quota. Questo è il quadro del meteo per quanto riguarda le giornate da oggi a giovedì. Allora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Vediamo che il Piccolo si concentra in particolare sull'intervista al ministro dell'Interno Piantedosi, che dice: la zona rossa funziona, Piantedosi, più controlli valorizzano i quartieri, li rendono attrattivi, no alle critiche ideologiche. Il decreto sicurezza, nessuna repressione, devono temerlo solo i delinquenti. Ben piantato sul binario di ordine e sicurezza che gli indica la rotta da quando era prefetto a Bologna, con le rimostranze dei sindaci di sinistra, Matteo Piantedosi ci tiene a figurare come il fautore della moltiplicazione di uomini e mezzi nelle strade delle nostre città. Per questo il ministro degli interni sostiene senza remore le zone rosse e per smentire la nomea che gli hanno appiccicato addosso il titolare del Viminale difende il provvedimento che ha scatenato le opposizioni in Parlamento in una seduta a fiume notturna. Il decreto sicurezza lo devono temere solo i delinquenti, dice il ministro. In centropagina la festa della Repubblica, qui a Trieste, il ministro Nordio al Sacrario di Re di Puglia, la libertà si difende con le armi. Trieste 2 giugno fra enormi tricolori e cerimonie, la cerimonia dell'alzabandiera ieri mattina in piazza Unità, lo vedremo anche noi nei nostri servizi. Poi ancora la situazione in regione, i capoluoghi Friuli Venezia Giulia si muovono in ordine sparso, questo per quanto riguarda sempre il tema delle zone rosse. Maratona in consiglio sulla variante dell'Ovovia, da domani la discussione sull'opera contestata. A partire da domani il Consiglio Comunale di Trieste sarà chiamato a esprimersi sulla variante al piano regolatore accesso nord per il tratto di Cabinovia che sorvolerà il Bosco Bovedo, nuovo atto di un iter durato 5 anni tra articolate procedure ambientali e 5 ricorsi tuttora pendenti al TAR. I lavori sono convocati per domani alle 13, poi giovedì e venerdì alle 9 in seduta straordinaria. Ingressi a ore e abbonamenti, parliamo degli stabilimenti balneari di Trieste, prezzi e novità dell'estate, prezzi pressoché invariati ovunque a Trieste, ci racconta Nicole Brusaferro sul Piccolo, sia sul fronte degli ingressi degli stabilimenti ma con alcune novità che andremo a vedere poi nelle pagine interne. La linea marittima Trieste-Grado, la compagnia esclusa è pronta al ricorso, la società di navigazione esclusa reclama il rientro nella procedura di gara e il rebus della partenza del servizio il 10 giugno, ancora non si sa nulla. Vediamo ancora la crisi della Triestina, Gorgone e Lucca e la sfida perduta, parla l'ex giocatore, e poi il caso Svevo, Zeno, la coscienza di scrivere ancora. Vediamo il Piccolo di Gorizia e Monfalcone, oltre a questo approfondimento insomma dal Veneto che troviamo anche nell'altra edizione su Gardaland che compie mezzo secolo, la prima destinazione turistica, e poi crolla un grande leccio a Venezia, feriti 12 turisti, gravi 2 donne. Per
quanto riguarda la guerra in Ucraina, le condizioni della Russia, sia la tregua se Kiev si ritira, e ancora appunto dicevo il 2 giugno, qui una foto diversa, quella di Re di Puglia, Nordio a Re di Puglia, la libertà difesa con le armi, ha fatto un po' il giro d'Italia anche questa dichiarazione del ministro Nordio qui a Re di Puglia, festa della Repubblica, il ministro alla celebrazione del 2 giugno. I capoluoghi appunto del Friuli Venezia Giulia in ordine sparso, anche qui. E poi bilancio di Monfalcone, faro della Corte dei Conti, l'opposizione all'attacco. La Corte dei Conti regionale ha messo nel mirino il bilancio del comune di Monfalcone che per 2 parametri chiave su 3, in particolare per quanto riguarda le riserve a lungo termine, la denuncia viene dall'opposizione e in particolare dalla lista civica MCS che porta all'attenzione dell'opinione pubblica la questione dopo la presentazione di Cisint del rendiconto 2024 definito virtuoso. Go 2025 a Cannes per presentare il laboratorio per scenografi. Ancora a Trieste Grado, la compagnia esclusa è pronta al ricorso. Anche qui troviamo la notizia del collegamento marittimo ancora non attivato. Andiamo alle altre testate giornalistiche, vediamo il Corriere della Sera. Meloni al seggio per i referendum ma non voterò, una delle notizie che troviamo un po' in tutti i quotidiani. Il caso, oggi l'incontro con Macron, l'Eliseo mai ostracizzata, Schlein attacca, prende in giro gli italiani sulla questione del referendum, di cui parleremo ampiamente poi nella puntata di oggi anche con il segretario della CGIL Massimo Marega. Catania, nube alta chilometri, l'esperto durerà mesi, l'Etna erutta, crolla un pezzo del cratere, fumo e allerta. Ancora la linea dura di Mosca, Kiev chiede aiuto a Trump, ammazza i coinquilini per le liti sull'affitto a Bologna, fuga in aereo, poi l'arresto. I genitori di Chiara, non andava al santuario, Garlasco parla alla famiglia. Poggi, ancora sempre sul Corriere, l'autore del post shock minacce, il prof tenta il suicidio ma sta bene. Poi ancora la Repubblica, Meloni, vado ma non voto e scontro sul referendum. La Presidente del Consiglio annuncia la sua astensione attiva sui 5 quesiti. Il centrosinistra attacca, prende in giro gli italiani e si mobilita per il quorum. Una furbizia poco onorevole, il commento di Annalisa Cuzzo Crea. Anche qui l'immagine impressionante ma anche affascinante in qualche modo dell'Etna. Crolla parte del cratere, nube di chilometri su Catania, il cratere sud-est dell'Etna, la nube eruttiva provocata dal cedimento. Ancora la linea dura di Mosca, tregua se Kiev si ritira e no a truppe straniere, il passo indietro della Polonia. Post anti-premier, prof tenta il suicidio. La Stampa, Putin chiude la porta alla pace, Trump rilancia il dialogo, pronto a vedere i leader in Turchia, Starmer prepararsi alla guerra, nulla di fatto al vertice di Istanbul. Così Kiev ci insegna il valore della difesa, il commento di Nathalie Tocci per quanto riguarda la geopolitica, il voto Polonia ai nazionalisti, nuova spallata all'Unione Europea e ancora l'eterna fascinazione per il putinismo. Il Medio Oriente, quel che resta di Israele dopo l'orrore di Gaza. La furia dell'Etna, anche qui la foto impressionante, collassa a un fianco del cratere, nube nera, alta 6 km, i geologi tutto sotto controllo. Andiamo ancora a vedere sempre la politica italiana, Mattarella, Italia libera grazie al referendum, Meloni vado al seggio ma non ritiro le schede. Il Fatto Quotidiano, IDF, piano beffa, distribuisce gli aiuti in zone già evacuate. Ancora Londra, guerra a Mosca, a distanza di 2500 chilometri. Prepariamoci al conflitto coi russi, dice il riarmo di Starmer. 6 miliardi di sterline pronti con armi nucleari, spesa dal 2,3 al 3% del PIL, scudo antimissile, campagna a scuola, nuova leva e riserva. Vediamo ancora il giornale, il nodo quorum, referendum, la Premier manda in tilt la sinistra, la strategia, andrò al seggio senza ritirare
ritirare le schede, l'opposizione vergogna, l'Europa sbugiarda le teorie di Landini sul Jobs Act e salario minimo. Il prof Antimeloni ora tenta il suicidio, il docente odiatore, il mea culpa dopo gli insulti e poi la corsa in ospedale, alcol e medicine. Ancora l'eruzione show dell'Etna tra paura e video virali. Vediamo Libero, il prof Antimeloni tenta il suicidio e accusa la destra, il lamento dell'uomo che sul web ha augurato la morte alla figlia della Premier. Ho preso pillole e alcol, mi hanno linciato, non reggo. Vado al seggio ma non ritiro la scheda, anche qui le parole di Giorgia Meloni, l'opposizione blasfemia, Giorgia non vota, attacco di quorum PD. Tra scuse e un gioco di parole, insomma, su Libero. Tra scuse e imbarazzo, nel gorgo social le tragedie diventano farsa, il commento di Daniele Capezzone. Il Sole 24 Ore, Gutierrez, subito indagine sulla strage di palestinesi e distribuzione degli aiuti, l'ONU inammissibile, popolazione senza cibo, e ancora Israele intensifica l'offensiva a Khan Yunis, almeno 52 morti in un giorno, famiglia uccisa a Jabalia. Concordato, promossi e bocciati, poi Starmer avvia il maxi piano di riarmo, vogliamo essere pronti alla guerra. Vediamo ancora il Domani, Ucraina e Russia, accordo lontano, in USA attacco al sit-in pro-Israele, cosa nascondono gli ordini esecutivi di Trump contro le parole progressiste. A Istanbul l'incontro tra le delegazioni non scioglie i nodi cruciali, ok solo allo scambio di prigionieri, l'ONU chiede un'inchiesta indipendente sulla strage di Rafah, negli Stati Uniti attentato in Colorado. E ancora dossieraggi sospetti dei PM sul DIS, Roma, la squadra Fiore e i presunti rapporti con una funzionaria dell'intelligence, questo è l'approfondimento, l'inchiesta di Domani. Allora andiamo nuovamente sul Piccolo, nelle pagine del Piccolo di Trieste, per vedere appunto gli approfondimenti di Casa Nostra. Queste le parole del ministro Piantedosi, zone rosse, garanzia di legalità, valorizzano i quartieri, questa è l'opinione appunto del ministro promotore di questo provvedimento. Il ministro dell'Interno dice il recinto urbano è una risposta alle esigenze dei cittadini, il decreto sicurezza, nessuna repressione, devono temerlo solo i delinquenti. Questa è la difesa appunto delle zone rosse. Qui vediamo tutto un approfondimento appunto delle applicazioni in varie città, anche qui vicino a Padova, Treviso, eccetera. La festa della Repubblica, referendum, Meloni fa infuriare la sinistra, la Premier vado a votare ma non ritiro la scheda, insorge la minoranza, Schlein una vergogna, vuole solo sabotarlo. Macron ricuce con la Premier, non c'è mai stato ostracismo. E ancora il 2 giugno scegliemmo la libertà, Mattarella celebra la democrazia. 79 anni or sono il popolo italiano decretava con il suo voto la nascita della Repubblica. Il tricolore nei cieli, applausi alla sfilata, questo succedeva ieri a Roma. Muti dirige oltre 3.000 coristi, cantano tutti l'inno di Mameli, tra musica e politica. Al Festival di Ravenna il maestro ribadisce che il va pensiero non può essere l'inno nazionale, è cantato da schiavi e poi dura troppo, fa addormentare, dice il maestro Muti. Ancora la difesa della libertà, il ministro Nordio Re di Puglia, le guerre di oggi sono un monito, ma andiamo alle celebrazioni di Trieste. Vediamo fra poco, poi rivedremo anche il servizio su Re di Puglia. Allora la Repubblica celebrata a Trieste tra enormi tricolori e momenti solenni, una bandiera ricoperta un lato del Palazzo della Regione, un'altra era posta a terra in Piazza Unità, infine quella sui Pili. Qui vediamo alcune immagini, ma ieri noi abbiamo realizzato un servizio sulle celebrazioni del 2 giugno, lo ha fatto il nostro Marco Stabile, rivediamolo insieme. Trieste indossa il tricolore per celebrare in un'assolata e affollata piazza dell'Unità d'Italia la festa della Repubblica. Un contorno di triestini e turisti da ogni angolo del mondo ha fatto da cornice all'ingresso delle autorità militari e civili per assistere a un alzabandiera da brividi per il 79° anniversario della fondazione.
Oltre ai tricolori sui lampioni delle rive, quest'anno si è voluto adornare di bianco, rosso e verde sia il sedime della piazza che il Palazzo dell'Oid, che ospita la sede della Presidenza della Regione, con una bandiera di 20 metri di altezza per 14 di larghezza, issata dai Vigili del Fuoco. Una chicca in più che ha permesso centinaia di scatti e selfie made in Italy, soprattutto ai tanti stranieri in piazza, fra cui gli americani sembravano la comunità più folta, anche per la concomitanza della toccata croceristica alla stazione marittima. Dobbiamo ringraziare Alberto Maiolo, che è il comandante dei Vigili del Fuoco, che ha avuto questa idea. Credo che nessuna piazza d'Italia oggi può godere di uno spettacolo simile. Il 2 giugno un momento importante, in particolar modo in una città come Trieste, che poi è legata anche al suo ritorno all'italianità. Basta girarsi e vedere quanta gente. Sai, un'alza bandiera a Trieste è un avvenimento, è qualcosa di straordinario, la gente viene giù, proprio si vede l'amore per la città e per la patria. Ma io direi un piacere in più per i Vigili del Fuoco poter fare un qualche cosa di particolare per questa città. È stata un'idea del prefetto Signoriello, che voleva quest'anno fare qualcosa di diverso. Noi l'abbiamo garantita grazie al personale del comando, ai SAF soprattutto, che l'hanno issata e che nel pomeriggio con una manovra faranno contemporaneamente dai Pili e dal Palazzo della Regione anche l'ammaina bandiera. Questa è dunque la celebrazione a Trieste in una bella giornata. Abbiamo visto anche le celebrazioni di Roma sul giornale, qui siamo sul Corriere della Sera, il grazie di Mattarella alle forze armate, il ministro Crosetto, pace non garantita per sempre, la celebrazione del 2 giugno con la parata militare, il ministro, certe illusioni vanno abbandonate, qui vediamo il saluto, l'inno di Mameli, una preghiera laica cantata da Arisa, vediamo anche il veicolo d'assalto, il nono, l'ultimo 4x4 per i parà del Col Moschin, ma di pace e guerra ha parlato anche il ministro Nordio a Re di Puglia, nella cerimonia appunto di Re di Puglia, la difesa della libertà. Il ministro Nordio dice: le guerre di oggi sono un monito. Allora rivediamo insieme il servizio. L'acido corrosivo del relativismo sembra dissolvere i valori tradizionali, rendendoli oggetto di indifferenza e persino di derisione. Eppure, quando suona la campana a martello della guerra, come sta accadendo ora a poche centinaia di chilometri da qui, la dura realtà ci ricorda che l'indipendenza si difende con il coraggio e con le armi. Come la giustizia, che senza la spada sarebbe umiliata e impotente, anche la libertà è fondata sulla forza militare. Ed è questo l'avvertimento che ci inviano le bocche mute di questi morti. Onorando la Repubblica in questo giorno di festa, noi onoriamo il loro sacrificio. E questo è il passaggio più significativo del discorso tenuto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio al Sacrario di Re di Puglia in occasione della celebrazione del 2 giugno. Il ministro ha spiegato i concetti di patria, onore e dovere. La commemorazione del 79° anniversario della fondazione, organizzata dal Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia e presieduta dal generale di Corpo d'Armata Maurizio Ricò, comandante delle Forze Operative Nord, ha avuto inizio con lo schieramento del Reggimento Interforze. I reparti delle 4 forze armate e dei corpi armati dello Stato, preceduti dalla musica d'ordinanza della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli e della bandiera di guerra del 3° Reggimento Artiglieria Terrestre della Brigata Alpina Iulia, e seguiti dai labari delle associazioni combattentistiche d'arma e dai gonfaloni dei comuni decorati al valor militare della regione, hanno percorso la via eroica per schierarsi nell'area sacra. La deposizione di una corona d'alloro da parte del ministro e la contestuale resa degli onori ai caduti sono stati i momenti culminanti della cerimonia. Il sacrario militare di Re di Puglia, realizzato dall'architetto Giovanni Geppi e dallo scultore Giannino Castiglioni, inaugurato nel 1938 ed edificato nei luoghi teatro di aspri combattimenti durante la Prima Guerra Mondiale, custodisce le spoglie di 100.187 caduti italiani, a cui è andato poi il ricordo del ministro Nordio. Tutti questi e altri 1000 noti e ignoti sono oggi qui con noi, in questa Repubblica democratica, pacifica e stimata.
Ecco, di questa Repubblica democratica, pacifica e stimata, noi oggi celebriamo la festa con l'orgoglio di seguire l'esempio di tutti questi nella via del patriottismo, della libertà e della giustizia. Queste le parole del ministro Nordio. Allora noi ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione appunto del traffico in città. Lo facciamo con l'ispettore Lionello Schillani. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, Teresa Buccarelli, a tutti i telespettatori. Buongiorno, allora qual è la situazione? Le chiedo se ci sono segnalazioni anche magari di problemi, di incidenti che ci sono stati durante la notte. No, per fortuna no, non ho da segnalare incidenti degni della cronaca, cioè di interesse, che di solito portano a conseguenze, diciamo, sia per i veicoli o per le persone di un certo impatto. No, non ho nulla da riferire da questo punto di vista, è una notizia positiva. Per quanto riguarda i nostri interventi di routine per la notte contro il territorio, nulla da riferire. Per quanto riguarda invece la viabilità, attualmente è scorrevole, inizia di nuovo in giornata lavorativa dopo il weekend, quindi riprenderanno parecchi cantieri e potrebbe esserci un po' di traffico in città. Naturalmente non possiamo prevedere se ci saranno dei rallentamenti o degli intasamenti, questo non è dato a sapere al momento. Comunque il traffico al momento è scorrevole, non abbiamo interventi in atto. Come ho detto, iniziano di nuovo i lavori, quindi ci sono vari cantieri, fare attenzione ai segnali mobili, ai divieti mobili che sono stati posti in varie zone della città. Ricordo soprattutto via dei Campi Elisi, siamo tra via dei Loi e via San Marco, qui ci sarà un cantiere per lavori a Cegas, fare attenzione ai divieti e naturalmente al restringimento di carreggiata che questo cantiere provocherà sulla viabilità. Inoltre ho una segnalazione per via Colautti 1 dove ci sarà anche qui un allestimento di un cantiere, quindi divieti di sosta, fare attenzione anche qui per evitare il problema delle rimozioni dei veicoli. Per quanto riguarda le rive, sono percorribili dopo le giornate scorse che sono state interdette per varie manifestazioni che oggi non sono previste, però ancora interdetta l'area di sosta antistante la stazione marittima, questo per la presenza delle navi, e questa chiusura dell'area di parcheggio andrà avanti fino a domani, dove dopo le 19 dovrebbe essere riaperta e quindi di nuovo usufruibile da parte dei cittadini. Ricordo ancora che da oggi sono stati posti nella zona di Borgo San Sergio dei divieti temporanei per la costituzione di nuove fermate a Trieste Trasporti, verranno fatte delle modifiche alla linea della Trieste Trasporti e quindi verranno create nella zona di Borgo San Sergio delle nuove fermate, sono stati posti divieti per permettere appunto la segnaletica su queste zone. Inoltre, sempre per la segnaletica, ricordo che è in atto da parte del Comune i lavori di rifacimento a segnaletica orizzontale sia in orario notturno e quindi fare attenzione al cantiere anche in orario diurno. Siamo nella zona di Corso Cavour, Roiano e Viale Miramare, anche qui fare attenzione dove si parcheggia la macchina e soprattutto agli operai al cantiere. Ultima nota che ho da riferire è che oggi in Piazza Unità ci saranno le prove per la festa della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri che si terranno giovedì 5 giugno, quindi potrebbe esserci anche qui dei rallentamenti, dovrebbe comunque svolgersi al momento tutto nell'area pedonale della piazza, invece giovedì che proprio ci sarà la manifestazione vera e propria, lì sì che potrebbe esserci dei rallentamenti sulle rive, al momento non ho previsto ordinanze di chiusure. Altre cose al momento non ho da riferire, sono domande da studio, restituirei la linea. Grazie, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie anche a lei, una buona giornata a tutti i spettatori. Grazie. Noi procediamo proprio con l'articolo che parla della festa per i Carabinieri. Trieste ospita la festa dell'Arma, oggi al via la mostra di uniformi per la prima volta nel capoluogo, dal Comune la cittadinanza onoraria. E poi, come ci diceva appunto l'ispettore capo Schillani, il 5 giugno ci sarà la cerimonia vera e propria. A Venezia l'incidente, albero caduto a Venezia, 12 feriti, travolti gli invitati a un matrimonio, 2 donne sono gravi, coinvolti anche 3 bambini. Vediamo ancora la kermesse di Nemsport Business, ma andiamo alle pagine di Trieste, vediamo allora anche le elezioni amministrative, ecco, ci sono state in Croazia, in Istria anche in particolare, vediamo il caso sull'isola di Pago, propaganda al seggio per l'intera giornata, ma il candidato perde, ferma gli elettori 1 a 1 per farsi votare,
votare come sindaco, tutto regolare nonostante le proteste, ma vince l'avversario. Insomma, un caso particolare delle elezioni che si sono celebrate ieri in Croazia. Qui vediamo anche un report sul turismo in Croazia. I prezzi alti frenano il settore. L'European Travel Commission. La protesta serba cerca candidati, gli studenti puntano alle elezioni, tensioni a Belgrado, l'alluvione minaccia la miniera di Pride, colpiti tunnel da cui si estraggono 100.000 tonnellate di sale all'anno, una delle più importanti attrazioni turistiche della Romania. Vediamo l'economia, la pagina dell'economia oggi vede in primo piano la magia di Gardaland, compie mezzo secolo, oggi è un big europeo, la di Stefano Cigarini racconta la strategia della prima meta turistica italiana per fatturato. Ogni anno 3 milioni di visitatori, 160 milioni di ricavi, un indotto che tocca gli 800 milioni. Vediamo però altre notizie appunto per quanto riguarda Trieste in particolare, eccola qui, si parla della variante sull'Ovovia che va in aula, maratona tra proteste e divisioni. Al via domani la triplice seduta straordinaria, centrodestra al test dopo lo strappo di Fratelli d'Italia su Roiano, l'opera contestata in Consiglio Comunale. Qui vediamo tutte le varie fasi di questa lunga vicenda, anche la protesta Nuovo Via in piazza, alcune liti all'interno proprio del Consiglio Comunale, che ha visto insomma delle sedute piuttosto accese. Oltre 3.000 osservazioni, 260 emendamenti al testo, i tempi e gli scogli del dibattito, da esaminare anche le 37 opposizioni agli atti di esproprio previste pregiudiziali. Nubi sulla linea marittima Trieste-Grado, Seastar esclusa da APT, annuncia ricorso. Il servizio doveva partire il 10 giugno con navi Sarda, ma la contestazione potrebbe far slittare l'avvio. La motonave Nereus della compagnia Navisarda che dovrebbe iniziare il servizio appunto il 10 giugno. In sciopero i lavoratori delle poste anche in Friuli Venezia Giulia. Oggi le segreterie regionali di SLC CGIL e Will Poste aderiscono e sostengono lo sciopero generale nazionale proclamato dalle proprie segreterie nazionali per l'intera giornata di oggi, rivolto a tutte le lavoratrici e lavoratori dipendenti di Poste Italiane. Poi ancora sicurezza degli agenti, corsi di difesa personale per la polizia locale. L'obiettivo è fornire gli strumenti per affrontare pericoli imprevisti. Entro l'11 giugno le candidature al concorso per 19 nuovi posti di appunto agente della polizia locale. Qui vediamo un presidio della polizia locale organizzato in largo Barriera e la sede di via Revoltella. Ancora sempre nelle pagine del Piccolo di Trieste, dalla logistica al caffè e alle costruzioni, le migliori imprese a Best Performer. A Trieste il 10 giugno l'evento sulle economie locali organizzato dal gruppo NEM, focus sulle 100 realtà triestine al top. Ancora ladri in casa in via Locchi, razzia di denaro e gioielli. Il proprietario fuori città per 3 giorni, appartamento a soqquadro e cassaforte forzata. I malviventi hanno aperto e chiuso la porta blindata con una chiave, nessuna traccia e segni di effrazione, allarme per la tecnica dei filamenti di colla. Ancora questo sistema di cui vi abbiamo parlato molte volte. Allora, un altro furto all'interno di un'abitazione del rione di San Vito, stavolta accaduto in via Locchi, dove un appartamento è stato letteralmente messo a soqquadro, sono spariti soldi in contanti e gioielli. È stato il proprietario a chiamare il 112, era fuori Trieste da 3 giorni e domenica, quando è rincasato, ha trovato l'amara sorpresa, il caos dappertutto. I malviventi avevano aperto armadi, cassetti, gettato tutto qua e là, alla rinfusa cercavano oggetti di valore, soprattutto la cassaforte che, da quanto risulta, devono aver rintracciato. Sul posto è intervenuta una volante del commissariato di San Sabba e poco dopo la polizia scientifica che si è occupata dei rilievi, così da risalire eventuali impronte e altri elementi. Il proprietario dell'abitazione, stando a quanto emerge dalla questura, a breve dovrebbe fornire alla polizia un dato preciso sull'ammontare dei soldi e sul valore degli oggetti trafugati dai ladri, ma gli accertamenti si focalizzano anche sulle modalità del
del furto. Quando il proprietario è tornato a casa ha trovato la porta blindata dell'appartamento chiusa regolarmente a chiave, cioè come l'aveva lasciata lui prima di recarsi fuori Trieste, e sembra che non ci fossero segni di effrazione. Com'è possibile? I ladri, non appena se ne sono andati dopo aver rubato, si sono preoccupati di richiudere la blindata attivando le mandate. Un elemento piuttosto strano questo, che gli investigatori si riservano ancora di chiarire naturalmente. Allora, giovedì alle 9 invece ci sarà il funerale di Don Salvadè nella cattedrale di San Giusto, giovedì mattina alle 9. Ora ci dobbiamo fermare per una piccola pausa, ci rivediamo subito dopo, fra pochissimo. Bentornati in diretta ancora con la nostra rassegna stampa del mattino qui a Sveglia Trieste, 7:35. Andiamo a vedere ora le pagine interne del Piccolo, sempre nella cronaca, per capire quali sono stati anche gli altri avvenimenti oltre a questo furto a San Vito, di cui abbiamo parlato anche nel telegiornale di ieri. C'è l'emergenza microcriminalità, atti vandalici e baby gang tra via Puccini e via Flavia. Qui vediamo una Fiat 500 bruciata in via Benussi. Ne avevamo già parlato anche noi di questi episodi di auto bruciate. Ne abbiamo già parlato anche nel collegamento con i vigili prima. A Piazza Unità si prepara la festa dell'Arma, oltre alle bandiere per la festa della Repubblica. Piazza Unità sta assistendo anche ai preparativi per la festa dei Carabinieri giovedì 5 giugno, che giornata in cui l'Arma celebra il 211° anniversario della fondazione. Ancora un altro rinvio per il processo Colombin. La storica azienda che produceva tappi in sughero era stata dichiarata fallita nel 2020. Udienza aggiornata il 30 ottobre per vizi di notifica. 11 imputati, 2 hanno presentato istanza di patteggiamento. Gli accusati avrebbero cagionato, concorso a farlo, il dissesto della SPA. Qui vediamo l'ingresso in zona industriale appunto della Colombin. Ancora sempre nelle pagine di Trieste si parla di estate, di stabilimenti balneari, dagli ingressi a ore agli abbonamenti, prezzi e novità degli stabilimenti. A Trieste tariffe pressoché invariate per la stagione 2025, dal biglietto a 1,20 del Pedocin alle esclusive ginestre. Vediamo a Grignano il bagno Sirena resta al momento chiuso a causa del cantiere presente all'esterno della struttura. Prezzi pressoché invariati ovunque a Trieste, sia sul fronte degli ingressi sia su quello del noleggio delle attrezzature degli stabilimenti balneari della città, quasi tutti ormai operativi. In alcune strutture tornano formule studiate per agevolare chi ha solo poche ore da dedicare alla tintarella, magari in pausa pranzo, mentre altre prediligono pacchetti giornalieri o mensili con lettini e ombrelloni. Restando a Trieste, il più vicino al centro, il più economico, resta sempre il bagno Lanterna o Pedocin con ingresso a 1,20. All'Ausonia l'ingresso giornaliero è 10 euro, sempre quello pomeridiano dalle 14 9 euro. Bambini e ragazzi accompagnati fino a 14 anni pagano 7 euro, mentre l'accesso è gratuito per la fascia 06. Ogni cliente può portarsi le proprie sdraio da casa, cosa rara a Trieste, ma è possibile anche affittare un lettino a 5 euro. Il solo ombrellone è 4 euro, insieme a 2 letti sale a 15. Queste le varie novità. Insomma, poi c'è Sticco, in settimana mezza giornata dalle 8:30 alle 14 o dalle 14 alle 19:30. a un costo di 12 euro. Vediamo Grignano, il Sirena resta chiuso al momento. Riviera fino al 13 giugno, nei feriali l'ingresso con lettino a 15 euro, nei festivi a 20. Dal 14 giugno fino alla chiusura le tariffe passano a 18 euro per il feriale, 26 per il festivo. Proseguendo fino alle ginestre, le soluzioni proposte ai bagnanti sono diverse. Il pacchetto giornaliero full, comprendente il posto auto, 2 lettini e ombrellone ingresso per 2 adulti e 2 bambini sotto i 15 anni, a 50
euro che diventano 75 nei prefestivi e festivi. Qui vediamo sul gigante Icon of the Seas, il secondo ufficiale è triestino, ma restiamo in tema balneare perché ieri siamo andati a vedere a Barcola, lo stabilimento sicuramente più economico e più popolare di Trieste, che ha accolto uno dei primi, insomma il primo forse weekend veramente estivo. Allora andiamo a vedere il servizio. Con temperature che hanno sfiorato i 30 gradi nel ponte del 2 giugno è di fatto scoppiata l'estate ed ecco che fioccano le brandine nel baule dell'auto sul portapacchi dello scooter e si fa rotta verso Barcola. Un po' di relax dopo tutti gli impegni della settimana che deve ancora iniziare, ci sta mettersi qua a Barcola, un po' di sole, qui in Barachino che c'è sempre un clima perfetto per rilassarsi. Beh, il sole completo no, perché è appena velato, si sta all'ombra e quasi freschetto, al sole si sta benissimo. Si pensava ci fosse più gente, però tutto ok, è andata bene come sempre qui a Barcola. Sì, siamo contenti che finalmente fa caldo e speriamo andare avanti bene così. Ma guardi, ho cominciato l'altro ieri e sono già abbronzato, sono qua a Barcolano. Tintarella, primi tuffi, briscola e spritz la fanno da padrone sulla riviera in cui anno dopo anno si vedono anche i turisti che al netto della visita in stile città d'arte non disdegnano un bagno di mare in salsa nostrana, abbarbicati sugli scogli o sui pontili attrezzati, piuttosto che all'ombra della pineta. La stagione in riviera è ufficialmente iniziata. Beh, finalmente è arrivato il caldo, insomma abbiamo visto c'è parecchia gente, parecchi turisti, abbiamo notato ci sono molti austriaci e anche ungheresi abbiamo notato, quindi fa piacere di vedere persone che vengono da altre città e vengono qui. Ci sono anche molti veneti, anche ieri e oggi ci sono molti veneti, quindi la giornata si è presentata molto bene sia ieri che oggi. C'è un bel via vai di persone. Bella sole, tranquilli, qui sulla Trieste che mi sembra a Napoli, qua ci sta la Pineta che mi sembra la villetta comunale, assieme a tanti bambini e tanto caldo. No, si sta molto bene, soprattutto dopo le giornate di lavoro, queste 3 giornate di relax, si sta molto bene, sì. Quindi triestini e turisti, insomma un po' da tutta Italia. Allora, vediamo ancora le notizie, torniamo al Corriere della Sera, le notizie nazionali, il caso referendum, la scelta di Meloni al seggio ma non ritiro le schede. La Premier decide la sua posizione a pochi giorni dalle urne, i fedelissimi è il momento giusto. Qui vediamo appunto un'immagine della Premier, qual è la differenza con l'astensione quando un voto è valido, la linea della leader e le regole della tornata referendaria. Qui viene analizzata insomma la modalità indicata dalla Premier Giorgia Meloni. Le reazioni, l'attacco dei promotori e la difesa del centrodestra. Schlein alza lo scontro, ci prende in giro, ha paura. Landini, irresponsabile. Lupi, chi accusa ha la memoria corta, e racconta anche di altri casi del passato in cui i leader politici di vari schieramenti avevano proprio indicato questa modalità dell'andare alle urne ma di non ritirare la scheda e quindi non votare. Craxi, Bossi, Cofferati, eccoli qui, quando i leader invitavano a disertare le urne, la lunga storia degli appelli al non voto, il leader PSI per primo, andate al mare, ricordiamo insomma è rimasta famosa, celebre questa frase, questo invito di Craxi nel 91 quando si votò sulla riduzione delle preferenze per l'elezione alla Camera, andate al mare, disse il leader del Partito Socialista Italiano. Grazie di Mattarella, le forze armate, Crosetto, pace non garantita per sempre, l'abbiamo visto prima in occasione del 2 giugno, però si parla naturalmente anche di guerra, la guerra in Europa, a Istanbul l'unico accordo è sui morti e i prigionieri. Mosca svela le carte, territori a noi, Kiev neutrale. Le parti ancora lontane, ok allo scambio di 6.000 corpi e 1.000 soldati, Trump pronto a un vertice con i due leader, Zelensky al summit NATO, qui vediamo appunto
i lavori a Istanbul. Poi ancora l'ultimatum dei russi che non lascia alcuno spiraglio. Putin pensa già alla nuova fase, rabbia dopo gli attacchi e fastidio per i ritardi al tavolo, aria di capolinea. Ancora l'uomo dei camion, le casette, i droni, Kiev rivela i dettagli del raid sulle basi. Il colpo ricorda quello del Mossad contro Hezbollah, non è escluso il supporto alleato. Vediamo ancora, Macron arriva a Roma per il summit con Meloni, nessun ostracismo, al centro le scelte europee su Kiev e i rapporti con Trump. Rubata la statua di cera del presidente, gli attivisti di Greenpeace portano la statua di cera di Macron all'ambasciata russa. La Polonia a destra con Nawrocki e Tusk si gioca la carta della fiducia, la mossa per compattare la coalizione, il vincitore: vogliamo vivere in un paese sicuro. Queste le presidenziali in Polonia. Poi devoto e nazionalista il pugile per hobby che vuole meno emigranti e Kiev fuori dalla NATO. Lo storico è riuscito a vincere nonostante gli scandali, questo è il profilo. Gaza, Israele espande l'offensiva, bombe sulla striscia, 52 morti, ordinata l'evacuazione dei civili da Khan Yunis, nulla di fatto sulle trattative con Hamas. La protesta alle regioni a guida PD, basta raid, stop ai rapporti. Qui vediamo un'immagine emblematica, egiziano con il visto scaduto, l'attentatore di Boulder, l'incriminato per reato d'odio, doveva essere espulso. Trump accusa le politiche di Biden, 8 i feriti, 3 gravi. In Messico i cittadini eleggono tutti i giudici, ma il voto è un flop, affluenza appena al 13% dopo la contestata riforma. Minaccia alla figlia di Meloni, l'autore del post tenta il suicidio. Il professore: io linciato, non ho retto, oggi il probabile provvedimento disciplinare. Matera e Taranto, il 5 Stelle non farà accordi formali per i ballottaggi. L'Etna in eruzione, crolla parte di un cratere, polemica sui turisti, non dovevano essere lì. Catania, divieto della protezione civile violato, nube alta chilometri. Qui vediamo la vicenda, appunto una nuova intensa fase eruttiva sull'Etna dal cratere di sud-est, si è manifestata con un'attività stromboliana e poi con una fontana di lava. Anche qui vediamo la notizia che abbiamo già letto sul Piccolo. A Venezia, albero cade sulla folla, 12 feriti gravi, 2 donne. Episodio spettacolare, si torna invece alla eruzione dell'Etna, ma non allarmante, può durare per mesi. Il vulcanologo parla, il vulcanologo Marco Neri, fumo scuro dovuto a lava e detriti. Vediamo ancora sempre sul Corriere della Sera un caso di cronaca, coppia di uomini uccisa a coltellate e il coinquilino fermato a Barcellona. Bologna, le vittime gli affittavano una stanza, le liti dopo la decisione di mettere in vendita l'appartamento. Delitto feroce, le urla e le richieste d'aiuto, uno aveva la gola tagliata, l'altro uno squarcio nell'addome. Qui vediamo i protagonisti di questa brutta vicenda di cronaca. Ancora Garlasco, i poggi e la pista del santuario, Chiara non lo frequentava, dicono i PM sulle tracce delle chiamate tra Sempio e suoi amici. I genitori della vittima escludono anche la sparizione della borsetta. Qui vediamo un'immagine di Chiara Poggi, appunto poco prima, nel periodo prima di essere uccisa. Il mistero dura ancora, evidentemente. Allora, qui torniamo sul Piccolo di Trieste, una mappa delle vulnerabilità contro gli incendi sul Carso. I roghi transfrontalieri del 2022 hanno spinto un approccio multidisciplinare. L'obiettivo è programmare la prevenzione per evitare che l'evento si ripeta. Assistiamo all'incontro intersettoriale Karst Firewall 5.0. Amuggia, scritte contro il sindaco, ha avviato l'intervento di pulizia dei murales. Ne avevamo parlato anche noi. Dopo le numerose scritte ingiuriose apparse sui muri di Muggia all'indirizzo del sindaco Paolo Polidori, proseguono le indagini da parte della Digos in collaborazione con la polizia locale per identificarne l'autore. Sportello antiviolenza, Duino Aurisina, cambiano gli accessi. Vediamo
sito nella Casa della Pietra, in località Orisina 158. Da giugno è possibile accedervi solo su appuntamento contattando il centro antiviolenza del gruppo operatrici antiviolenza e progetti GOAP di Trieste. La Costituzione e statuti ai 18enni di Muggia per la festa della Repubblica, anche naturalmente nella vicina cittadina rivierasca si è celebrata la ricorrenza del 2 giugno, anche il triestino Fornasiero tra i ricercatori dello studio sul propilene pubblicato da Nature, quindi anche un ricercatore triestino Fornasiero appunto in questo importante studio. Per quanto riguarda la cronaca, noi ci siamo spostati ieri a Lignano, altra località insomma turistica della nostra regione, per una rissa davanti alla discoteca, di Lignano che pare insomma sia stata particolarmente accesa. Allora rivediamo il servizio di Marco Stabile. Un operaio 21enne di origini georgiane residente a Udine è ricoverato in ospedale in condizioni gravissime dopo essere stato colpito con un martello nel corso di una violenta lite che, stando ad alcune testimonianze, sarebbe avvenuta stamani attorno alle 5 all'esterno della discoteca Ca Margherita in via Alzaia a Lignano. È intervenuto l'elisoccorso che ha intubato il ferito e lo ha portato all'ospedale di Udine in codice rosso. L'episodio è sulla strada che collega la discoteca al parco acquatico. I carabinieri sono intervenuti sul posto quando il locale era già chiuso dopo aver ricevuto l'allarme da parte dei gestori. Per risalire all'origine del parapiglia, poi scaturito in quella che appare come una gravissima aggressione, sarà decisivo raccogliere la testimonianza dell'aggredito, con il quale i militari dell'Arma attendono ancora di parlare. Allora torniamo alla cronaca, ma quella di Gorizia, incidenti stradali nell'Isontino, ci racconta il Piccolo, il costo sociale supera i 36 milioni, il dato viene fornito dall'ACI, numeri in crescita, in un anno 136 sinistri rilevati dalla polizia locale in quel di Gorizia, la sicurezza e le abitudini sbagliate analizzate in questo articolo d'apertura della pagina di Gorizia. Poi il comune dà lo sfratto alle biciclette abbandonate, qui vediamo i cartelli sulle biciclette abbandonate nel piazzale della stazione. Sono apparsi dei cartelli che annunciano la rimozione nel piazzale della stazione ferroviaria. Se i proprietari non le recuperano andranno tutte a smaltimento. La scenografia d'autore a Go 2025 con il progetto Dalla matita al ciak. La presentazione a Cannes, il laboratorio di 350 ore diretto da Beppe Gaudino, si svolgerà a ottobre. Qui vediamo la presentazione appunto nella località francese. In giugno 30 eventi premiati dal GECT, si è chiusa la mostra di Biasi sui confini. Tra le attività in programma il festival Sconfinamenti, ma anche camminate transfrontaliere e degustazione di vini. Qui parliamo anche della politica a Gorizia, il collegamento ferroviario Gorizia-Nova Gorizia. La consigliera regionale Fasiolo dice 10 anni d'attesa per la lunetta, solo ritardi. L'esponente Dem attacca la Lega e il ministro Salvini. Tubetti di Fratelli d'Italia, l'approvazione del progetto esecutivo è importante per il territorio, dice la senatrice. Consegnate le onorificenze a 17 nuovi cavalieri e ufficiali a Gorizia. Ormai pronta l'area per cani di Sant'Andrea, presto gli ultimi dettagli e poi il taglio del nastro. Andiamo a vedere anche Monfalcone, nella partita anche Sampiere Turriaco. Monfalcone sotto la lente della Corte dei Conti e l'opposizione attacca. Poi l'intervento di Cisint, centri islamici, l'ora delle scuse dopo i silenzi, dice la consigliera Cisint. Ragazza si ferisce sul maxi pontile a Marina Iulia, la polemica si sposta sulla scaletta. L'inizio estate a Marina Iulia fa registrare pure una tragedia, il decesso dopo malore di un pensionato, ma qui il pennello non c'entra. Intervento di Capitaneria 118, tuffi selvaggi e punto di risalita. L'uso dell'infrastruttura fa discutere. Le belle idee si sono spesso scontrate con la difficoltà di recepirle, così a meno di un mese dal battesimo del pennello a mare l'amministrazione è costretta a ricorrere ai vigilantes perché troppi tuffi, si dice, a bomba, a testa, capriola, eccesso di esuberanza, così scrive Tiziana Carpinelli sul Piccolo.
di Monfalcone. FHP punta forte su Porto Rosega, pronti 40 milioni, 20 per la ferrovia, l'investimento programmato del player leader a livello nazionale della movimentazione delle rinfuse. I ladri rubano il pranzo per la scampagnata dall'auto in riva al fiume, il colpo a San Canzian di Sonzo, un furto insomma originale quantomeno. Proloco, volontari pronti all'uso del defibrillatore quando serve. Questa è l'iniziativa, il corso reso possibile dalla collaborazione con la Croce Rossa di Monfalcone. Qui vediamo il presidente Carlo Blasini. Ronchi, ok unanime al BC Plan per 1,6 milioni di piste ciclabili. Torniamo a Trieste, vediamo la pagina delle culture, il caso Svevo, la coscienza di scrivere. A oltre un secolo dalla pubblicazione del capolavoro con protagonista Zeno, non sfuma l'interesse in Italia e all'estero per le opere del romanziere triestino. Il ritratto di Nino Frank, un sessantenne che cammina adagio, la testa massiccia, gli occhi pieni di vivacità e malignità, fra virgolette. Piano solo di Remo Anzovino, le storie chiuse nei cassetti. Musica domani al Teatro Verdi di Pordenone. Addio Giuseppe Parlato, lo storico che indagò le origini del neofascismo. Era stato a lungo allievo di Renzo De Felice, si è occupato anche di foibe e esodo giuliano dalmata. Andiamo alle pagine dello sport, vediamo calcio Serie C, l'impresa non basta, l'ex Gorgone a Lucca con un club in crisi quasi come l'Unione, salvezza miracolosa inutile a Trieste, spero non finisca così. La tifoseria in piazza Borsa domani sera per protestare, questa è l'iniziativa all'insegna dello slogan Trieste merita rispetto. Il nucleo San Giacomo chiama a raccolta i tifosi alabardati e promuove una manifestazione per domani, esattamente nel giorno della scadenza per i pagamenti degli stipendi, contributi e tasse di marzo-aprile, passaggio fondamentale per l'iscrizione alla Serie C della Triestina, i cui termini scadono invece venerdì. In una nota, uno dei club più caldi del tifo alabardato parla di ennesima situazione imbarazzante e di presa per i fondelli. Componenti dell'NSG con un perentorio chiediamo invocano un intervento delle istituzioni per fare chiarezza sulle sorti della nostra amata Triestina, della nostra amata Unione. Vediamo il calcio femminile, l'eccellenza, le ragazze nobilitano la finale battendo la Virtus Padova e vincendo il titolo della Silver. Invece per il basket in Serie A, panchina volante, Trieste aspetta ancora di sapere chi sarà il nuovo allenatore. Arcieri al lavoro anche sul roster, piace l'ex varese Caruso. Di tutti i movimenti del mercato per quanto riguarda la pallacanestro Trieste si è occupato ieri Marco Stabile, rivediamo insieme il suo servizio. Con la massima serie che deve ancora assegnare lo scudetto e Brescia che dopo aver faticato con i biancorossi ha steso a sorpresa Trapani nelle prime 2 partite in casa degli Sharks, il lavoro di Mike Arcieri è incessante per dare forma al nuovo roster che dovrà affrontare oltre al campionato anche la BCL, questo almeno quanto comunicato degli auspici societari. Si riparte da una base quanto mai solida fatta di 5 giocatori, già a posto la cabina di regia con Colby Ross chiamato dal GM a una stagione di livello superiore e il triestino Michele Luzier, in guardia la conferma del miglior giocatore dell'anno per Trieste, il leader tecnico Markel Brown. Coperta anche la posizione di 4 con Gerald Uthoff confermatissimo e Jeff Brooks in quota italiana, che in realtà ha dimostrato di poter giostrare dal 3 al 5 all'occorrenza. Tutto il resto va costruito e al netto di possibili conferme come quelle di Candussi e De Angeli, il primo come quinto lungo però e il capitano da 11° uomo, è proprio l'upgrade nelle caselle degli italiani che potrebbe rappresentare la chiave di volta per alzare il livello complessivo della squadra. Archiviata l'ipotesi di un ritorno nella città della Bora di Davide Alviti, che resta varese, si è aperta la suggestione Stefano Tonut. Il triestino non sta mettendo piede in campo a Milano. L'insoddisfazione è palese, oltre che è concreta la possibilità di uscita dal suo contratto al termine della stagione.
Al netto che si dovrebbe più che dimezzare l'ingaggio per approdare in piazze come Trieste, ma in realtà anche con la sua ex squadra Venezia che pare si sia già fatta avanti, l'intenzione del giocatore è comunque quella di provare in primis a restare in una società che milita in Eurolega prima di valutare altre opzioni. Quanto agli stranieri, è evidente che molto si gioca sull'americano che rimpiazzerà Denzel Valentine. Il ricordo del chitarrista resterà indelebile dentro e fuori dal campo, ma è palese l'intenzione della società di arrivare a un talento in grado di garantire più continuità senza quel numero a volte esagerato con Denzel di palloni a disposizione per entrare in ritmo. Sotto i tabelloni, ma anche nella posizione di 3, non ci sono ancora rumors di sorta, ma l'intenzione è chiara: aggiungere muscolarità e potenza, forse il tallone d'Achille del roster di quest'anno. Quanto al coach, al momento si resta su Riccardo Fois, ex assistant coach dei Sacramento Kings e nello staff di Pozzecco in nazionale, ma ancora nessuna conferma. Queste le notizie dal basket. Allora noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, fra poco sarà con noi Massimo Marega, segretario della CGIL. 8:04 del mattino, bentornati in diretta qui a Sveglia Trieste e buongiorno al segretario della CGIL Massimo Marega. Buongiorno, ben buongiorno arrivato. a lei e a tutte le persone in ascolto. Grazie di essere qui. Allora oggi i giornali ci avvicinano all'appuntamento del voto perché insomma si parla molto del referendum, dei referendum che ci saranno appunto l'8 e il 9 giugno. La notizia del giorno è un po' la presa di posizione della Premier Giorgia Meloni, che ha indicato, ha detto non come altri esponenti insomma della maggioranza di governo, non ha detto di non andare a votare, ma dice andrò alle urne ma non ritirerò le schede, una modalità un po' particolare che ha suscitato anche più di qualche critica dal centro-sinistra, è una modalità che comunque insomma è prevista, no? Anche questa nelle votazioni, insomma nelle elezioni. Ma è modalità che sono assolutamente previste. A me francamente appassionano poco le polemiche rispetto a queste questioni. Ecco, dico semplicemente questo. I messaggi che arrivano da chi svolge ruoli istituzionali dovrebbero essere coerenti e non utilizzati a seconda delle convenienze di parte. Questo lo dico a 360 gradi, indistintamente che si parli di centrodestra o centrosinistra, perché la storia sui referendum ci insegna, ricordiamo Craxi, ecco, eccetera. Ecco. Sì, infatti lo dicevamo prima, leggendo. Ecco, però la coerenza è una cosa importante. Se guardiamo il 2022 dove c'erano altri quesiti referendari, vedremo delle dichiarazioni esattamente opposte. Ecco, quello che invece impressiona di più è il fatto che non ci sia stata nessun tipo di informazione rispetto al merito dei quesiti, o meglio, nessun tipo di confronto, si è evitato il confronto rispetto ai temi e ai contenuti. Ecco, io sarei molto più interessato a sapere dalla Presidente Meloni, come da altri soggetti istituzionali, cosa pensano rispetto ai quesiti stessi, ai contenuti, più che se vanno a votare o se si astengono o ritirano le tessere. Io ho paura che da questo punto di vista non si sia voluto veramente effettuare un confronto, perché ci sia la paura di confrontarsi con quelle lavoratrici e lavoratori che conoscono quale sia oggi il mercato del lavoro, parola personalmente che a me non piace, e penso che questi quesiti referendari, che magari avremo modo anche così di spiegarli, certo, tecnicamente parlino esattamente di questo e naturalmente diventi un campo difficile, di difficile confronto, in questo caso per la maggioranza. Chiarissimo, allora adesso entreremo proprio nel merito dei singoli quesiti, così magari li spieghiamo e raccontiamo ai nostri telespettatori per che cosa si è chiamati a votare nel weekend prossimo. Allora, una telefonata prima, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Paolo. Paolo, buongiorno. Volevo fare una domanda soprattutto a lei giornalista e anche al suo ospite, ma dica. Io a lei volevo sapere, se io vado a votare questi referendum, posso votare un solo o devo votarli tutti e 5? No, può tranquillamente votarlo anche soltanto uno o più quesiti, ma non tutti e 5, assolutamente, certo.
no, perché è previsto, nessuno, no? non ho mai sentito da nessuna parte dire che si possono andare a votare. Tutti dicono che bisogna votare tutti e 5, ma nessuno ha detto che si può votare non è 1, così, 2, cioè, 3 o 4, no? In questo mi aiuta anche una lunga esperienza da scrutatrice e presidente di seggio. È previsto ogni volta, ogni tornata elettorale si può anche semplicemente ritirare 3 schede, 4 schede, una scheda, tranquillamente, si può anche annullare, oppure si possono ritirare tutte e 5 e si può votare solo quelle che si ritengono e le altre lasciarle in bianco. Chi dice di andare a votare, chi dice di non andare a votare. Io sono propenso per non andare a votare, dico la verità. Sono un operaio, ho fatto l'operaio per tutta la vita, non credo più nel sindacato da un po' di anni, perché quando hanno venduto la pelle degli operai con 4 ore di sciopero non ci credo più. La ringrazio e buona giornata. Allora, grazie a lei Paolo, ci dispiace questo scoramento del signor Paolo. Ma guardi, io penso che ci sia anche una spiegazione, io penso che la rottura con il mondo del lavoro, perché ci sia stata proprio rispetto al Job Act, poi ognuno risponde delle proprie azioni, ecco, io penso che la questione relativa ad esempio all'articolo 18 della CGIL l'ha affrontata già nel 2002, dove abbiamo portato 3 milioni di persone in piazza, ci vorrebbe anche un po' di memoria. Le ore di sciopero sono state 4, in alcuni casi le categorie ne hanno fatte 8, la CGIL si è espressa sempre contro il Job Act, non solo in occasione odierna rispetto ai referendum. Ecco, da questo punto di vista io penso che sia bene però chiarire un aspetto. I referendum sono uno strumento naturalmente che ci è consentito dalla nostra Costituzione. Sono sicuramente uno strumento complicato e complesso perché bisogna raggiungere il 51% e sono naturalmente abrogativi, quindi abrogano le norme e danno il grosso vantaggio che dal giorno successivo, se passano i sì, si è raggiunto il 51%, quella norma potrà essere abrogata. Naturalmente il tema è questo, che noi negli anni abbiamo fatto unitariamente in alcuni casi e anche non unitariamente come solo la CGIL, tutta una serie di formulazioni di proposte a chi legifera in questo Paese rispetto al mondo del lavoro, rispetto alle pensioni, ma non sono state accolte. E quindi abbiamo pensato come CGIL che lo strumento referendario, che ripeto è uno strumento che ci è fornito dalla nostra Costituzione, possa essere in questo caso uno strumento utile, attenzione, non risolutivo in maniera organica di tutti i problemi del mercato del lavoro. Qui nessuno sta sostenendo che i 4 referendum modificheranno in maniera organica il mercato del lavoro. Abbiamo provato ad individuare le 4 criticità maggiori a nostro avviso che sono presenti nell'attuale mercato del lavoro e naturalmente intervenire su queste. Su queste precise, appunto abbiamo parlato di 4 che sono quelli promossi appunto sul lavoro, sui lavoratori, e poi c'è quello il quinto sulla cittadinanza. Il quinto sulla cittadinanza per i cittadini che arrivano da fuori, per i cittadini stranieri. Allora, entriamo proprio nel vivo, diciamo, quali sono questi 4 quesiti che riguardano il mondo del lavoro? Allora, i primi 2 quesiti riguardano il cosiddetto articolo 18, parliamo naturalmente della riforma prodotta dal Job Act, quindi per chi è lavoratore assunto in imprese sopra i 15 dipendenti o sotto i 15 dipendenti dopo il 2015, marzo 2015. Allora, il primo quesito referendario sostanzialmente parla ai lavoratori che oggi non hanno la reintegra nel posto di lavoro laddove sia dimostrato che il licenziamento è illegittimo. Noi vogliamo abrogare quel pezzo di norma che non permette la reintegra. Si sappia che oggi per quei lavoratori, ripeto, in imprese al di sopra dei 15 dipendenti, laddove vengono licenziati legittimamente e non lo decide un sindacato, lo decide naturalmente un giudice, certo. Ecco, tecnicamente oggi non è prevista la reintegra, ma è previsto solamente un riconoscimento economico. Noi riteniamo da questo punto di vista che sia una norma sbagliata, iniqua, perché parliamo, ripeto, di licenziamenti legittimi. È molto molto semplice. Il quesito referendario, così come è scritto nella scheda, è complicato perché parliamo di stratificazione legislativa, eccetera, deve essere scritto in una determinata modalità, ma la sostanza, il principio, parla esattamente di questo, del fatto che oggi i lavoratori in imprese sopra i 15 dipendenti possono essere licenziati legittimamente e non è prevista la reintegra.
Se vogliamo che sia prevista la reintegra dobbiamo abrogare quel pezzo di norma che prevede, e questo riguarda naturalmente il primo quesito referendario. Il secondo quesito referendario parla sempre di licenziamenti ma in imprese sotto i 15 dipendenti, dove sostanzialmente esisteva da sempre una legislazione, ahimè, diversa, e da questo punto di vista oggi è previsto sostanzialmente il pagamento di 6 mensilità massime in caso di licenziamento illegittimo. Le mensilità possono aumentare solo l'aumentare dell'anzianità di servizio, nel caso in cui tu abbia 10 o 20 anni diciamo, di servizio all'interno della stessa impresa di anzianità. Da questo punto di vista noi vogliamo abrogare sostanzialmente la norma che mette un tetto, un limite, mette questo limite al riconoscimento economico. Perché? Perché vorremmo che sia il giudice che di fronte a un licenziamento illegittimo, sulla base dei carichi familiari, sulla base di una valutazione della tipologia di impresa, eccetera, possa riconoscere anche un riconoscimento economico estremamente superiore, che fungerebbe anche da deterrente per quelle imprese che illegittimamente, certo. E tenga conto, guardi, io faccio un esempio pratico per spiegarlo meglio alle persone che ci ascoltano. Noi abbiamo visto un accrescimento dimensionale, ad esempio in edilizia, negli ultimi anni rispetto agli incentivi fiscali incredibili. Imprese che da 10 dipendenti sono passate a 100 dipendenti. Ecco, abbiamo visto poi anche le chiusure dei rapporti di lavoro. In moltissimi casi, non in tutti, le chiusure dei rapporti di lavoro nel momento in cui l'incentivo fiscale sostanzialmente è stato chiuso, è stato interrotto, non sono state prodotte sempre attraverso i licenziamenti collettivi che si possono fare come procedura per motivi economici, quando non hai più il lavoro necessario da poter garantire a tutta la forza lavoro. Ecco, da questo punto di vista le imprese si fanno due conti, quando diventa molto più conveniente, perché non sono delle dame di carità, e quindi da questo punto di vista le imprese sanno che se tu devi pagare in imprese sotto i 15 dipendenti o sopra hai un determinato limite, che anche dove il giudice andrà a sentenziare che il licenziamento è illegittimo, chiaramente se il gioco vale la candela vengono prodotti licenziamenti, ripeto, che di fatto sono illegittimi. E quindi questi i primi quesiti che riguardano proprio la questione licenziamenti illegittimi. Parliamo anche degli altri, c'è la mail di Enrico che dice: buongiorno, causa rinnovo carta d'identità non posso votare, quindi andrò al mare con tutta la famiglia, lo avrei fatto comunque, buona giornata e mai mollar con l'ovo via. Mentre Piero dice, no scusate Alberto, si sa qualcosa dell'incidente di ieri sera? C'è stato un incidente all'altezza della Tenda Rossa, abbiamo un'unica fotografia, ecco qui, sembra insomma sia stata portata una ragazza credo a Cattinara, ma magari poi nel corso della giornata ci informiamo di più. Ha creato lunghe code in entrata a Trieste, quindi in tanti si sono trovati nella situazione di chiedersi che cosa fosse successo. Dicevamo gli altri quesiti, gli altri due quesiti che riguardano in particolare il mondo del lavoro. Ecco, io riprendo solo proprio velocissimamente anche il tema dei licenziamenti, perché ripeto, è bene avere memoria. Guardate che la questione relativa al famoso articolo 18, cioè il fatto che un lavoratore potesse essere licenziato senza causale sostanzialmente o per giusta causa, ecco. Tecnicamente una delle motivazioni per cui è stata prodotta anche la riforma Renzi, sia per aumentare la flessibilità, ma perché ci hanno raccontato che sostanzialmente il nostro sistema di impresa, che vedeva il 93% di imprese collocate al di sotto di 15 dipendenti, era affetto da nanismo dimensionale per effetto dell'impossibilità da poter licenziare. Balla più grande, naturalmente non è mai stata raccontata. Se andiamo a vedere a distanza di anni, dopo il Job Act, come le nostre tipologie di imprese dal punto di vista dimensionale siano collocate, abbiamo sostanzialmente il medesimo quadro, a dimostrazione che non era l'articolo 18, come posso dire, il limite all'accrescimento dimensionale di impresa, e il caso specifico era esattamente quello dell'edilizia. Quando le imprese hanno avuto uno strumento fiscale, lasciamo perdere il merito diciamo dello strumento, ma quando hanno avuto uno strumento fiscale e quindi tutta una serie di attività lavorative da poter svolgere, hanno immediatamente assunto, perché il mercato, quello che ti offrono, che sostanzialmente pone questo. Il terzo quesito referendario riguarda i contratti a termine, che detto tra noi non sono tra le peggiori tipologie contrattuali, certo. Però sostanzialmente è stata tolta la causale nei primi 12 mesi. Allora, questi referendum parlano di un principio profondo. Qual è il mercato del lavoro? Ripeto, parola che a noi non piace oggi. È diventato un mercato del lavoro precario che espone i lavoratori a ricatto? Dal punto di vista salariale abbiamo dei problemi? Vogliamo un mercato del lavoro che tenda a stabilizzare di più i lavoratori,
o vogliamo un mercato del lavoro dove sostanzialmente la precarietà e la flessibilità sia assoluta? Guardi, noi ci siamo fatti un'analisi, sostanzialmente le norme che regolano il lavoro fanno riferimento allo Statuto dei lavoratori anche degli anni 70, che aveva un grande pregio, che metteva al centro le persone e attorno alla persona si costruiva la norma. Poi via via, siccome il mercato del lavoro è diventato globale, molto più difficile, come posso dire, da affrontare, e con dinamiche, come posso dire, anche industriali e politiche che dovevano traguardare i prossimi 30 anni, il nostro Paese ha fatto fatica da questo punto di vista, si è deciso allora, in maniera molto più semplice, di intervenire sulle norme del lavoro e sui salari dei lavoratori. E quindi oggi i lavoratori sono meno salariati, stipendiati, e sono molto più precari. Sul terzo referendum, il terzo referendum parla esattamente questo. Noi vorremmo abrogare quel pezzo di norma che sostanzialmente non prevede l'inserimento della causale per i contratti a termine nei primi 12 mesi. Noi riteniamo che deve essere inserita la causale perché laddove ci siano le condizioni per l'assunzione a termine è giusto che l'impresa assuma a termine, laddove ci siano le condizioni per assumere naturalmente a tempo indeterminato, per noi la prevalenza, poi vedremo anche ma forse qualche dato da parte dell'IRES, tecnicamente è importante che i lavoratori trovino stabilizzazione, perché dal punto di vista sociale abbiamo tutta una serie di problemi, sia demografici che di altra natura, che riguardano esattamente la tipologia di attività lavorativa che oggi le persone si trovano davanti. Tu investi nella tua vita nel momento in cui hai una certa stabilità. Se non sei stabile è chiaro che il fare figli, l'organizzare la tua vita con un lavoro precario diventa assolutamente difficile e complesso. Ecco, ha citato appunto i dati dell'IRES, poi li vediamo, ma c'è la telefonata in arrivo, la sentiamo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Buongiorno Fulvio. Buongiorno, mi fa piacere trovare un sindacalista perché io avrei tante domande a cui non mi so dare risposta da solo. Primo, noi siamo qua uno Stato che non è l'Italia, siamo solamente amministrati civilmente dal governo italiano. Abbiamo le peculiarità dettate dagli allegati del trattato di pace. Perché i sindacalisti non le tirano fuori? Loro non sono per tutelare i lavoratori, sono per tutelare i lavoratori. Quindi le peculiarità del trattato di pace darebbero un'accelerata enorme al lavoro qua nel territorio libero di Trieste. La seconda domanda che vorrei fare: quando un'azienda chiude, perché se l'azienda ha delle prospettive di lavoro future, il sindacato non interviene con i lavoratori formando una cooperativa o formando qualcos'altro e prende in mano la fabbrica? Perché se domani c'è una fabbrica, non so, faccio un esempio, sarà anche stupido, di pellicce, dove le pellicce non vanno più, non serve far sciopero. Si fa sciopero per cosa? Per una fabbrica che non ha futuro. Se invece una fabbrica ha un futuro ed è deficitaria unicamente perché la dirigenza non funziona, perché non prendono i lavoratori in mano? Basta avere il mercato e basta che i lavoratori lavorino e la fabbrica va avanti. Bisogna un attimo analizzare perché la fabbrica chiude. Chiude perché la dirigenza non va o chiude perché il mercato non funziona più su quel prodotto. Se non funziona più su quel prodotto non serve fare lo sciopero. Grazie. Capito. E spero in una risposta. Grazie, soprattutto Fulvio. sul territorio Buona libero. Grazie. Grazie. Allora, cosa pensa rispondo di queste... adesso con assoluto rispetto perché è un tema che noi comunque ci siamo posti, però non Certo. vorrei che oggi il sindacato sia individuato per qualsiasi cosa succede, compreso magari l'ostruzione in costiera da parte, perché sembra che il sindacato debba rispondere a tutto. Allora, dal punto di vista legislativo segnalerei che non siamo noi il sindacato che ha potestà legislativa, quindi su un tema come quello dell'allegato ottavo mi si permetta, non sarà il sindacato che ha gli strumenti, diciamo. Il sindacato invece ragiona sull'utilizzo ad esempio dell'allegato ottavo, che in realtà è stato utilizzato nel caso della BAT per capire insomma le aree. Ecco, da questo punto di vista noi sosteniamo che quell'allegato ottavo diventi sicuramente interessante, soprattutto laddove si vada verso la trasformazione del prodotto, perché avere degli incentivi che possano essere utilizzati per le imprese per rendere più attrattivo il nostro territorio,
ma dal punto di vista produttivo, perché? Perché dal punto di vista produttivo ci sono risposte dal punto di vista dimensionale e occupazionale diverse rispetto alla logistica, per noi questo è estremamente interessante, quindi parzialmente accolgo quello che l'ospite insomma ha formulato. È chiaro che entriamo però in una materia che, se non è stata sciolta dalla politica, diciamola così, difficilmente il sindacato ha gli strumenti, diciamo, per risolvere questa questione, ma sull'allegato ottavo sicuramente da questo punto di vista lo si è già utilizzato in alcune occasioni, ne ho citato una, io penso che diventi uno strumento assolutamente interessante. Sulla seconda questione, le cooperative, insomma io direi che non è proprio così semplice, le imprese chiudono per variegati motivi. Da questo punto di vista naturalmente ci deve essere la volontà, perché ci sono delle esperienze, penso alla GKN, che sostanzialmente è ancora dentro un percorso a distanza di anni dove si sono formulate alcune proposte di riqualificazione dal punto di vista industriale, anche magari con la predisposizione di una cooperativa. Ma per ciò che si possa sviluppare questo ci deve essere la volontà anche naturalmente delle lavoratrici e dei lavoratori, non è proprio così semplice, e naturalmente portare avanti un'impresa anche se in forma di cooperazione sicuramente è un impegno gravoso, particolare, che non sempre, diciamo, i lavoratori sono disponibili a farlo. È chiaro. Allora, andiamo al quarto quesito, sempre riguardante il mondo del lavoro. Guardi, io penso che fra tutti i quesiti questo forse abbia una rilevanza ulteriormente maggiore, perché parla anche di salute e sicurezza. Sì. Io le faccio un esempio: Esselunga, Firenze, penso che dica a tutti qualcosa. Certo. Dentro quel cantiere, quella struttura organizzata, noi avevamo 100 imprese, tra appalti e subappalti, tu non controlli più nulla. Oggi noi abbiamo un mondo del lavoro che ha allungato le filiere all'infinito. Vi è un dato dell'Istat che il 70% degli infortuni avviene lungo la filiera dell'appalto e del subappalto, perché quando tu appalti, subappalti, una delle prime questioni, quando si chiudono in qualche maniera gli eventuali introiti economici che tu puoi introiettare, diciamo, da quel tipo di attività, purtroppo una delle prime cose che noi vediamo che va ad intaccarsi è la questione relativa alla salute e sicurezza, che ha un costo, perché l'acquisto dei DPI, gli aggiornamenti, la formazione eccetera hanno un costo per le imprese, ed è doveroso questo a tutela di quelle lavoratrici, quei lavoratori, quelle maestranze che lavorano in impresa. Cosa prevede sostanzialmente il quarto referendum? Prevede sostanzialmente l'abrogazione di quella norma che non prevede la responsabilità in solido da parte del committente su attività specifiche. Perché? Perché oggi, nel momento in cui il committente appalta e subappalta, poi c'è l'appalto e il subappalto, poi è entrata anche una norma che permette il subappalto a cascata, insomma all'infinito, certo, eccetera, succede che sostanzialmente si possano verificare degli infortuni e ci siano delle malattie correlate naturalmente all'attività lavorativa. Se per X motivo quell'impresa sparisce, guardi che in edilizia, io che provengo da quel settore, chiusi i bonus, noi abbiamo visto SRL di 2.500 euro di capitale sparire, come posso dire, in una giornata. Quei lavoratori rimangono in qualche maniera senza protezione. Scoperti. E allora da questo punto di vista la responsabilità in solido da parte del committente, perché noi pensiamo che chi appalti e subappalti abbia anche una responsabilità di verifica e di controllo a chi tu stai appaltando quella specializzazione di attività eccetera. Ecco, darebbe sicuramente maggior tutela ai lavoratori. Segnalo che la responsabilità in solido esiste già per la parte economica. Segnalo che su attività rilevanti fatte a Trieste, non le cito, e anche nella vicina Gorizia, penso al centro commerciale Ikea, ecco, la responsabilità in solido dal punto di vista economico è servita tanto per dare protezione a quei lavoratori di imprese che naturalmente si erano volatilizzate con tutti gli emolumenti che erano dovuti ai lavoratori, e subentrata in quel caso la responsabilità in solido. Noi pensiamo che su questo referendum ci sia la necessità di andare in quella direzione, perché guardi, i dati sugli infortuni sono veramente drammatici. Noi dobbiamo prendere atto, e questo sta all'interno di un ragionamento generale, perché negli ultimi 30 anni sostanzialmente i dati sono rimasti gli stessi. Noi pensiamo, perché la precarietà del mondo del lavoro, il potere di ricatto delle imprese, perché dobbiamo discutere su, come posso dire, sulle imprese virtuose, incentivarle,
ma norme che invece permettono l'incentivazione a imprese che virtuose non sono, fanno un danno al sistema. E quando tu che sei impresa virtuosa ti confronti con imprese che non pagano, che pagano male, pagano a stento, non fanno magari la sicurezza, non investono in sicurezza, rischi che anche le imprese virtuose vadano in quella direzione. Io penso che questo referendum parli specifico, diciamo, questo quesito referendario, sia quelle lavoratrici e lavoratori, ma anche le imprese virtuose. Ce ne saranno tante che saranno contente laddove riuscirà a passare sostanzialmente l'abrogazione di questa norma. Questo tipo di norma. Allora, vediamo se c'è ancora la telefonata, ho visto prima l'arrivo, eccolo qui. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Ah, pronto, buongiorno. Buongiorno. Riguardo all'appalto, no? Se non mi sbaglio, l'impresa che dà in subappalto il suo lavoro, cioè vince l'appalto e dà in subappalto, viene richiesto a quell'impresa una fiduciazione che riguarda il valore dell'appalto al quale si è, diciamo così, qualificata. Per cui l'impresa che ha vinto l'appalto, che si è qualificata, che subappalta la seconda impresa, ha già una capienza economica per eventualmente far fronte ad eventuali infortuni che comunque, o anche eventuali, diciamo così, corsi per la sicurezza e vari materiali DPI, eccetera. Per cui diciamo che la proposta che viene fatta nel referendum va un po' a buca, cioè è un po' un buco nell'acqua, perché già esiste l'aspetto economico che protegge lo stava dicendo adesso, no? L'aspetto economico c'è. Per cui diciamo, io questo l'ho appreso in un convegno che è stato fatto proprio a Trieste da fonti legali molto molto importanti e molto elevate. Per cui capisco il cercare, diciamo, di popolarizzare l'aspetto, chiamiamo così, del teleappalto, il subappalto, che secondo me è già un aspetto che non dovrebbe esistere, ma comunque c'è e dobbiamo vivere. Questo è un punto. L'altro punto è, se facciamo riferimento per esempio ad un appaltatore mondiale o ad un appaltatore locale come il Fincantieri, vorrei capire esattamente quanto questi sicuramente hanno versato al governo o a chi per esso per sostenere la ditta che ha preso il suo appalto. Per cui dico, rimane un po' un giro vizioso che sì, va bene a livello politico perché così facciamo il quorum, così prendiamo 2.300.000 voti in più per andare alle elezioni, eccetera. E poi l'ultimo punto, e poi mi taccio, cioè mi spiega perché un segretario generale della CGIL che grida a destra e a sinistra il salario minimo prende 7.500 euro lordi al mese e poi ha comunque firmato degli accordi dove c'erano il salario minimo a 5 euro. Cioè, questo non è che lo sa il popolo, lo sa sicuramente la CGIL e chiaramente butta fumo negli occhi, ma mi deve spiegare com'è che questo qui fa la rivoluzione per avere il salario minimo e prende 7.500 euro al mese. Capito, cui, questa è la critica. Ecco, allora, un po' una critica e un po' un ampliamento di quello che parlava il subappalto. Ecco, chiaro, il subappalto. Allora, queste le critiche da parte del nostro telespettatore. Allora, provo a rispondere perché c'erano diverse questioni. Diverse questioni aperte. Mi fa piacere, ha detto una cosa vera, peccato però che a quel convegno non gli hanno detto che c'è un limite a quel riconoscimento economico. E allora le faccio un esempio. Ma quando tu entri in una situazione come quella, ad esempio, che le ho citato prima, l'Esselunga, quali sono le quantità dal punto di vista economico delle sanzioni che arrivano, ad esempio, per imprese dove i lavoratori non erano nemmeno regolari? C'è la copertura, e questo ci sono dimenticato di dirli, quindi se la guardiamo dal punto di vista, perché noi rappresentiamo le lavoratrici e i lavoratori, se la guardiamo dal punto di vista delle lavoratrici e dei lavoratori è una maggior tutela, soprattutto in quella filiera, e su questo siamo d'accordo col signore, che sostanzialmente oggi si è sviluppata a dismisura, perché io farei una domanda per una volta io da sindacalista a tante altre persone che sono in ascolto, ma quel sistema è stato funzionale alle lavoratrici e ai lavoratori o è funzionale all'impresa? Perché provo a dirla così, in un sistema, faccio solo un esempio per non prendermi qualche denuncia, Fincantieri, ma per capire, quando tu 30-40 anni fa avevi dei lavoratori che erano tutti lavoratori diretti, che tu facessi lavoro di sorveglianza, di mensa, di attività produttiva, di occupazione dal punto di vista tecnico, eccetera,
tu eri dipendente Fincantieri. Oggi sei all'interno di una struttura organizzata dove hai decine e decine di tipologie contrattuali, avrai più di 1 migliaio, diciamo, di lavoratori diretti dipendenti e poi circa 5.000-5.500 lavoratori indiretti in appalto e subappalto. Io faccio una domanda, ma le condizioni di quei lavoratori che sono in appalto e in subappalto sono migliorate? Qualcuno può alzare la mano e dirmi che dal punto di vista economico, dal punto di vista normativo di tutela della salute e sicurezza sono migliorate? Il tema dei 4 quesiti referendari pone esattamente questo. Vogliamo invertire la marcia rispetto a questo mercato del lavoro? Perché nel frattempo cambiano anche le parole, si chiama mercato e i responsabili d'azienda si chiamano responsabili delle risorse umane. Non siamo nemmeno più persone, siamo responsabili delle risorse umane. Ecco, da questo punto di vista, questo si pone come obiettivo questo referendum. Attenzione, noi la riforma organica dello Statuto dei lavoratori l'abbiamo provata a produrre qualche anno fa raccogliendo sempre milioni di firme certificate che sono però depositate in Parlamento in un cassetto con la Carta dei diritti universali del lavoro, dove dicevamo cambia il mercato del lavoro, dobbiamo riconoscere un diritto universale a tutte le lavoratrici e lavoratori indistintamente dalla tipologia contrattuale. Ebbene, lì fermo. I referendum parlano ad un'inversione di marcia di un mercato del lavoro che a noi come CGIL sostanzialmente non va bene. Su questo ci esprimiamo. Arrivo alla questione relativa alle retribuzioni e ai contratti, che è un tema che viene toccato sempre. Intanto il signore deve sapere questo. La CGIL sta richiedendo da anni noi richiediamo una legge sulla rappresentanza. È singolare che un sindacato richieda di farsi certificare, di dimostrare quanti iscritti e quante RSU certificate ha e tecnicamente non si riesce a produrre una legge sulla rappresentanza, forse perché a qualcuno in questo paese va bene che ci siano 900 contratti sottoscritti, dei quali 250 contratti sottoscritti da CGIL, CISL e UIL e altri 750 circa, o 700 a spanne adesso, sostanzialmente sottoscritti in alcuni casi da organizzazioni comparativamente rappresentative e in moltissimi casi, noi li chiamiamo contratti pirata, da organizzazioni non rappresentative. Perché non si fa in questo paese una legge sulla rappresentanza? Perché forse quel dumping è utile per tenere un mercato del lavoro sottosalariato e con meno diritti? Perché confrontarsi nella fascia alta di, come posso dire, a livello globale è molto più difficile e quindi noi siamo più competitivi se teniamo i salari bassi e teniamo le norme e togliamo i lacci e i lacciuoli per le imprese? E questo è il sistema che noi abbiamo generato in Italia. Arrivo perché non mi sottraggo alla questione relativa ai Landini e alla sottoscrizione di determinati contratti. Uno, i bilanci della CGIL sono pubblici. Stiamo parlando del segretario generale della CGIL, 7.500 euro lordi. Io non so quanto vorrebbe questo signore che un segretario generale di un'organizzazione di 5 milioni prendesse. Io so quali sono le responsabilità e la vita che il compagno Maurizio Landini fa ogni giorno. Forse le persone non hanno idea. Una vita dedicata al sindacato, non ci sono giorni di ferie, non ci sono sostanzialmente giornate in cui lui non si è impegnato. Allora, stiamo parlando di 7.500 euro lordi, stiamo parlando di una responsabilità di una macchina organizzativa di un certo tipo. Non so se ci rendiamo conto della differenza tra il lordo e il netto e quale sia il ruolo che questa persona riveste. Ecco, mi chiederei di più perché a volte vedo da parte dei cittadini l'attenzione particolare ad esempio sulle organizzazioni sindacali, ma non ci poniamo o ad esempio sul reddito di cittadinanza. Sembra quasi che ci sia la volontà tra persone che stanno dentro una determinata classe sociale a togliere a chi non ha, ok? E invece non ci si pone mai lo stesso, ad esempio, la stessa domanda. Oggi è uscita, mi sembra, su Pordenone, che ci sono delle imprese che hanno utilizzato in maniera non corretta finanziamenti del PNRR. Allora faccio io una domanda, perché togliere, se ci sono, se ci sono dei cittadini che non utilizzano correttamente il reddito di cittadinanza, togliere il reddito di cittadinanza e non si toglie ad esempio i finanziamenti alle imprese? Perché se la logica è la stessa, e allora noi puniamo dei cittadini che hanno diritto togliendo a tutti quanti un diritto, beh, io mi aspetto che questo diritto venga utilizzato e questo principio venga utilizzato in tutti i casi. Quindi per quanto riguarda, mi scuso, ecco, l'ultima questione che riguarda la firma dei contratti, su questo ci tengo perché sono partito esattamente dalla questione della rappresentanza.
Allora, il tema è questo: è vero che la CGIL, o meglio le categorie, sottoscrivono in alcuni casi, in alcuni settori dove noi facciamo fatica a rappresentare tecnicamente dei rinnovi contrattuali che sono al di sotto di un certo importo. Certo, intanto segnalerei al signore, e qui non viene mai citato, che noi abbiamo delle controparti. Sembra che ci sia un sindacalista stupido che vada a chiedere 3 euro di rinnovo. E no signore, non ci sono sindacalisti stupidi che chiedono 3 euro di rinnovo. Dall'altra parte noi abbiamo delle controparti che sono quelle che dovrebbero mettere in campo le risorse economiche, che non vogliono mettere in campo quelle risorse economiche. Perché non le mettono in campo? Perché sostanzialmente sanno che in quelle filiere dove noi facciamo fatica a rappresentare hanno un potere di interdizione molto superiore rispetto al sindacato. Ci cambiano le regole, ci dicono che siamo stupidi a non riuscire a rappresentare determinati segmenti di società. Poi aggiungo che anche laddove noi non abbiamo firmato e abbiamo prodotto degli scioperi, se quegli scioperi non portano ad un obiettivo, non è che se tu non firmi quei lavoratori tecnicamente abbiano una condizione migliorativa, si tengono il contratto precedente che invece che magari a 5 euro sarà 4,50 euro. Allora invito una riflessione, perché non è che le cose sono semplici e qualcuno qui dorme sono dei giusti. Il tema è esattamente, come posso dire, la situazione organica del nostro mercato del lavoro. Ci sono dei segmenti di attività dove noi oggettivamente facciamo fatica a rappresentare, perché dove siamo rappresentativi, come nei metalmeccanici, in settori strutturati, è evidente che i rinnovi dei contratti sì, a volte hanno anche le loro, come posso dire, vicissitudini, ma sono rinnovi insomma che danno in qualche maniera sostanza a quei lavoratori. Il problema è esattamente in quei segmenti di attività e di filiera dove noi sostanzialmente facciamo fatica a essere rappresentativi per determinati motivi, perché sfido le persone a rappresentare dei lavoratori che sono sotto ricatto. Beh, è complesso, sfido le persone a rappresentare un precario che ha fra 2 mesi, come posso dire, il termine del contratto. Siamo dentro a queste condizioni. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, a fra pochissimo. Bentornati in diretta. Allora, siamo sempre in compagnia del segretario della CGIL Massimo Marega, che sta rispondendo alle vostre domande, alle vostre telefonate, alle vostre mail. Prima ci colleghiamo però con il nostro Bernardo Gulot da Strada per Basovizza. Allora, buongiorno Bernardo, a te la linea. Buongiorno Laura, buongiorno a Marega, a tutti i telespettatori. Come hai detto bene tu, siamo in Strada per Basovizza perché diamo riscontro a una segnalazione che ci è arrivata molto spesso tanto a Sveglia Trieste quanto in redazione, che riguarda proprio questa strada. Qual è il problema? Il problema è che dall'incrocio, quello che diciamo divide via Valerio con Strada per Basovizza, quindi venendo dall'università, per intenderci, quell'incrocio che permette poi di intraprendere sulla sinistra, venendo come detto dall'università verso Strada Nuova per Opicina, in alternativa proseguendo dritto seguire proprio questa strada per Basovizza. Ecco, da quell'incrocio fino alla cava, alla zona della cava, c'è solo un passaggio pedonale che ora Guido Indri vi farà vedere, e che è l'unico in corrispondenza oltretutto di una fermata dell'autobus nelle vicinanze fra l'altro di una struttura ricettiva, ed è l'unico, come detto, in tutta la strada. C'è da dire che cosa? Che nel primo tratto, infatti in fondo c'è l'incrocio, poi salendo verso il bivio ad H ci sono ancora abitazioni, ci sono accessi a condomini in particolare sia lato destro che lato sinistro, non ci sono più passaggi pedonali, ci sono però fermate dell'autobus e anche i contenitori per la raccolta indifferenziata e dell'umido. Altro problema riscontrato dalla segnalazione che abbiamo ricevuto: ci sono pochissimi bidoni per la raccolta indifferenziata, quindi cartone, carta, cartone, plastica, vetro in particolare e alluminio. E quindi la mancanza di strisce pedonali, in aggiunta al scarso numero di bidoni per la raccolta differenziata, in aggiunta alla alta velocità, qui il limite è 50, in alcuni tratti è 30, ma in particolare per poter entrare nelle strade diciamo secondarie e laterali, quindi l'alta velocità, o meglio sicuramente il superamento dei 50 km/h hanno fatto scattare
la segnalazione da parte di un residente che ci ha chiamato, come detto più volte, in particolare proprio per l'assenza di un passaggio delle zebrate aggiuntivo. Oltre a questo è l'unico, come abbiamo detto, che consente di poter attraversare. Il discorso si allaccia molto spesso con la necessità di scendere dall'autobus e impegnare la strada, quindi attraversarla con le auto che arrivano a gran velocità, e quindi anche la pericolosità nell'attraversamento proprio laddove non ci sono punti deputati. Questo è l'unico, come abbiamo detto. Più in su mancano, ci sono alcune altre vie che permettono proprio l'ingresso a condomini e abitazioni, e quindi il richiedente in questo caso della segnalazione ha proprio voluto mettere in rilievo l'assenza delle strisce pedonali. Poi il resto, come abbiamo detto, è accessorio, ovvero i bidoni della indifferenziata e l'alta velocità, che però per chi conosce strada per Basovizza, diciamo, è un po' un aspetto risaputo in città, cioè quelle assi di scorrimento, di rapido scorrimento, che poi collegano o con l'altipiano o con altre zone più periferiche. Noi sentiremo poi anche gli uffici comunali, gli assessori in particolare deputati alla situazione, per chiedere se ci sono progetti a riguardo per eventualmente aggiungere un passaggio pedonale. Più in giù invece dall'incrocio verso l'università abbiamo visto come siano stati realizzati degli attraversamenti protetti, quindi quello spartitraffico a centro carreggiata che permette sia da un lato che dall'altro di poter attraversare e avere quello sfogo centrale laddove ci siano tanti veicoli che passano, permettendo così ai pedoni di poter attraversare in sicurezza. Per adesso è tutto da Strada per Basovizza. Se ci sono domande siamo a disposizione, in alternativa restituisco la linea. Grazie Bernardo, grazie della cronaca, insomma, da questa zona della città. Poi ti rivedremo da altre parti. Allora questa è la situazione, insomma, che ci ha raccontato il nostro Bernardo Gulotta. Volevo tornare ancora su una questione delle crisi industriali qui a Trieste, e in particolare della crisi della Tirso, che è particolarmente preoccupante. Ma prima sentiamo la telefonata che è in attesa già da un po'. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buccarella, buongiorno, sono Giuliano. Giuliano? Giuliano, mi sa. Esatto. Buongiorno Giuliano. Sono particolarmente divertito a vedere questo sindacalista, come i sindacalisti di tutta Italia in questi giorni, spendersi per questi referendum che vogliono sovvertire quello che anni fa con un governo di sinistra che con il loro appoggio hanno invece proposto, insomma, no? Articolo 18, Job Act, contratti di lavoro a 5 euro l'ora, legge Fornero. Mi sembra che la CGIL avesse fatto all'epoca 4 ore di sciopero. Credo che effettivamente il referendum, il quinto referendum soprattutto, è quello chiave, perché dare la cittadinanza, quindi il diritto di voto, a 2,5 milioni di persone, probabilmente troverebbe un bacino di votanti che la sinistra sta perdendo. Ecco, questo è lo scopo, secondo lei? Il sindacato fa politica, mi scusi Buccarella, sì. Il sindacato fa politica più che curare gli interessi dei lavoratori. Capito, Giuliano. Quindi è veramente singolare questa, ma comunque vedrà che il referendum fallirà. Grazie. Questa è la sua previsione. Allora, Giuliano fa una critica abbastanza, insomma, anche comune in questi giorni, ma no? guardi, L'avete già sentita. Trovo oggettivamente singolare e questo intervento fa il paio esattamente con quello che oggi noi abbiamo nella nostra società. Tante idee e ben confuse. Allora, vi è la mescolanza tra chi fa, fra virgolette, politica e chi invece fa organizzazione sindacale. Sappia, signor Giuliano, che non siamo noi a legiferare in questo Paese, noi eventualmente facciamo delle proposte, e proprio perché noi stiamo intervenendo sul Job Act dimostra l'autonomia della CGIL dalla politica, perché per capirci, signor Giuliano, la nostra organizzazione sindacale era e rimarrà un'organizzazione sindacale di sinistra.
Io non so cosa lei intenda, io ho già avuto modo di spiegare questo, io non so cosa intenda questa persona per far politica, noi facciamo politica. Io faccio politica perché ho un'idea in qualità di militante e di segretario generale della CGIL del mondo del lavoro. Da questo punto faccio politica, perché dal punto di vista sociale, dal punto di vista delle tutele, io penso che abbiamo una visione chiara di quali siano i diritti e i doveri che i lavoratori devono avere. Da questo punto di vista noi facciamo politica. Se parla di indicazione di voto è un'altra cosa, noi non diamo indicazione di voto. L'autonomia della CGIL anche dai partiti di sinistra è dimostrata proprio da questo referendum, che il signor Giuliano evidentemente non compie, perché laddove noi riteniamo che le leggi, indifferentemente se fatte dalla destra o dalla sinistra, siano sbagliate, interveniamo per modificare queste leggi e quindi da questo punto di vista vi è la certificazione della nostra autonomia, perché la nostra autonomia ci è dettata da quelle lavoratrici e lavoratori che sono iscritti nella nostra organizzazione sindacale. Quindi da questo punto di vista mi sembra tutto molto chiaro, poi confonde la questione della cittadinanza, non è un referendum proposto dalla CGIL, segnalerei al signore, noi diamo indicazione di votare sì perché riteniamo, se poi avremo tempo, che rispetto anche ai dati che ci sono stati forniti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, un ragionamento su questo vada fatto, ma tecnicamente noi non siamo soggetto promotore del referendum cittadinanza, quindi lo dico con rispetto, però mi sembra che questo intervento faccia il paio esattamente con la disinformazione che è presente nella società. Noi ci accontentiamo delle pillole che sentiamo, perché questo è un copia e ricopia di tanti interventi che sento a livello politico. Faccio io una domanda: perché i politici non si impegnano a spiegare quali siano nel merito i quesiti referendari e a sostenere le ragioni del no? Il signor Giuliano di questo dovrebbe chiedersi, perché è suo diritto decidere di non votare. Io penso che noi vogliamo parlare alla testa delle persone e io vorrei confrontarmi con lui nel merito dei quesiti. Sul Job Act, lo ripeto ancora, io non so dove fosse il signor Giuliano, perché poi in Italia funziona così. Le responsabilità sono sempre degli altri, ma quando ti devi impegnare socialmente nel voto o nelle manifestazioni di protesta o ad esempio negli scioperi, naturalmente le persone non ci sono, delegano a terzi l'impegno. Io so dov'ero negli ultimi 20 anni, ho fatto centinaia di scioperi. Allora, per capirci, sul Job Act noi abbiamo scioperato e abbiamo scioperato per un lungo percorso anche in maniera isolata come CGIL. Allora, da questo punto di vista ognuno si assume le proprie responsabilità, il movimento sindacale è grande, ma ogni organizzazione sindacale si assume le proprie responsabilità. Rivendicherei che oggi anche su questi referendum non tutte le organizzazioni sindacali danno la stessa indicazione, quindi a ognuno la propria responsabilità. E dico al signor Giuliano, guardi che sull'articolo 18, forse lui non ha informazione, abbiamo portato 3 milioni di persone in piazza. Allora io non so dove fosse lui, io ero a Roma assieme ad altri 2 milioni e mezzo circa di persone, ecco, ma ne abbiamo fatti di scioperi, perché poi, e chiudo questa polemica, mettetevi d'accordo, o il sindacato sciopera sempre e allora Salvini non capisco cosa abbia nei confronti degli scioperi sindacali, o il sindacato non sciopera mai, delle due l'una, non si capisce, però non possiamo essere accusati contemporaneamente di tutto e l'incontrario di tutto. Allora, proprio scenario demografico che è disegnato dall'IRES, no? Dalle statistiche IRES, sono stati esposti questi dati anche dalla Regione, questo è lo scenario demografico da qui ai prossimi anni, la prospettiva anche, no? Impressiona dal 25 al 40, questo calo insomma dell'età lavorativa, possiamo chiamarla così, la popolazione. Certo, guardi, se andiamo alle pagine finali, poi c'è sostanzialmente, anche per questioni di tempo, c'è sostanzialmente il giudizio finale un po' sui dati. Noi abbiamo un problema demografico che è nazionale, Friuli Venezia Giulia è sostanzialmente in linea, diciamo, con i dati nazionali. Abbiamo uno stock, che non lo dice la CGIL, di 18.000 posti di lavoro che oggi non riescono a essere occupati in Friuli Venezia Giulia. Allora, per legarlo anche sul tema della cittadinanza, noi dobbiamo far chiarezza. Alla crescere della nostra società e quindi delle famiglie che investono sulla formazione, diciamo, per i propri figli, è evidente che in generale quando tu hai completato i cicli di studi, ormai si va verso l'università, insomma, una volta l'università era sostanzialmente la quinta superiore, oggi moltissimi dei nostri ragazzi vanno all'università, poi si auspica per quelle persone naturalmente una prospettiva di attività lavorativa diversa da determinate tipologie lavorative che oggi proporzionalmente gli italiani fanno fatica ad occupare.
Allora guardate, anche il quinto referendum è una cosa che riguarda sostanzialmente anche la tenuta del nostro sistema previdenziale, perché se noi abbiamo un sistema previdenziale che sostanzialmente si basa su un rapporto di solidarietà tra generazioni. Io sto versando i miei contributi previdenziali sostanzialmente per mio papà che oggi è in pensione e qualcuno dovrebbe versare i contributi previdenziali per la mia pensione sostanzialmente futura, ma se oggi le persone versano in maniera precaria e versano meno, perché sono molto meno salariati rispetto diciamo, a qualche anno fa, è chiaro che si pone un tema anche di tenuta diciamo, dal punto di vista previdenziale e del fatto che oggi ci sono delle attività che non trovano sostanzialmente occupati. Porto un dato, in Cassa Edile Trieste, dato certificato Cassa Edile, ci sono circa il 70% di lavoratori di origine straniera. Ma mica perché tutti ambiscano necessariamente a fare l'edile, perché è un'attività usurante, è un'attività naturalmente dove proporzionalmente noi la CGIL, le imprese ti dicono in maniera chiara che gli italiani è una tipologia di attività in cui non vogliono impegnarsi, perché se faccio studiare mio figlio magari preferisce fare l'ingegnere geometra e non necessariamente il muratore. Allora dobbiamo metterci d'accordo. Oggi è una società complessa, abbiamo un problema demografico, non lo risolvi nell'arco di un anno, tu quella curva non la cambi. Poi parliamo di politica 20-30 anni e tra l'altro i dati della regione, non della CGIL, ti dicono che il stock dei cittadini stranieri non riescono a compensare nemmeno le nuove nascite e i morti, che sono estremamente superiori rispetto diciamo, alla situazione attuale. Allora questa è una riflessione che va fatta sulla base dei dati, non possiamo dare giudizi così in libertà. Da questo punto di vista insomma ci vogliono politiche per i prossimi 20-30 anni. Mi faceva piacere sulle Tirso. Sulla Tirso infatti volevo arrivare appunto alla crisi Tirso, abbiamo visto insomma questo tirarsi indietro da parte dell'imprenditore Roncadin, l'ultimo insomma però è una crisi che dura da parecchio tempo, a che punto siamo? Allora guardi, io voglio riconoscere in maniera onesta intellettualmente l'impegno da parte della Regione nella risoluzione di una serie di crisi che sono presenti sul territorio. In maniera altrettanto onesta dal punto di vista intellettuale, a noi non convince come è stata gestita nel specifico questa crisi. Allora, io ho sentito i giudizi e anche le dichiarazioni da parte dell'assessore Bini. Io ho rispetto, ma che si scarichi tutto oggi su Roncadin, francamente anche no. Perché lo dico? Allora, qui ci sono stati dati affidamenti informali e formali sostanzialmente della Regione per parecchi mesi. Io so che ho la categoria dei tessili, la Filtem CGIL, che in diverse occasioni ha portato le lavoratrici in piazza a protestare anche per questioni che non erano direttamente correlate alla crisi, per questioni relative a pagamenti INPS eccetera, con la cassa integrazione eccetera, ma la categoria ha più volte sollevato una questione. Uno, non è buona prassi dare affidamenti perché ci sono fior di dichiarazioni, Presidente Confindustria Friuli Venezia Giulia, il 99% della trattativa è stata fatta, siamo a chiusura. Io non penso che sia mai buona, come posso dire, buona sostanza dire ai lavoratori, fin quando non vi è una firma e non si leggono i contenuti di quell'accordo, che la trattativa sostanzialmente è chiusa. Ecco, da questo punto di vista mi chiedo, Roncadin non è una dama di carità, è un imprenditore che viene a Trieste non in maniera spontanea ma in maniera spintanea, perché questo imprenditore produce sul territorio del Pordenonese, probabilmente aveva già un investimento pronto su quel territorio, viene chiamato dalla Regione che fa un'ottima operazione per cercare di rendere appetibile l'impianto sostanzialmente, il sito di Noghere, e mette in campo naturalmente anche una serie di incentivi dal punto di vista fiscale. La domanda è questa: perché legarsi ad un singolo imprenditore che peraltro non fa tessile, è sostanzialmente nell'agroindustria, pizze surgelate, quindi vi è una riqualificazione del sito dal punto di vista industriale? Perché non tenere aperte anche altre strade, magari avere la strada prioritaria con questo soggetto che dal nostro punto di vista aveva le caratteristiche perfette, noi questo lo diciamo, un imprenditore del Friuli Venezia Giulia, non una multinazionale, che investe a circa 1 migliaio di dipendenti, che si assorbiva tutta la forza della manodopera presente e forse anche con la possibilità di sviluppo futuro. Però a me non convince il fatto che dopo mesi e dopo che noi abbiamo iniziato a sollevare qualche mese fa qualche perplessità, perché ci hanno insegnato che quando le trattative vanno avanti a lungo vuol dire che qualche problemino c'è, e sappiamo che chi, fra virgolette, deve cedere sostanzialmente l'attività, in più occasioni la sua modalità diciamo, di confronto anche con le organizzazioni sindacali, con le istituzioni, è stata abbastanza opaca, perché è evidente che è emerso qualcosa
che alla fine Roncadina ha ritenuto di dover tutelare il proprio interesse, diciamo, Certo. l'investimento, però mi chiedo anche, ma se il nostro territorio è così appetibile, ci sono tutti questi incentivi fiscali, dove sono le file di imprese che vogliono investire ad esempio su quel sito? Allora noi poniamo un tema più largo, vi è il tema della risoluzione della Tirso, e non ci accontentiamo del fatto che oggi ci dicono beh, si va verso la riqualificazione, non si sa attraverso in che modi, in che tempi, attraverso il licenziamento, e poi vedremo dove riqualificarli. Dove? Noi abbiamo un depauperamento del tessuto industriale triestino, manifatturiero, che non nasce oggi, nasce da lontano. I dati della regione Friuli Venezia Giulia parlano chiaro, anche quelli dell'IRES. I lavoratori nuovi occupati si spostano verso il settore del terziario, della logistica, del commercio, del turismo, che sono attività a minor valore aggiunto dal punto di vista salariale e dei moltiplicatori di attività. Su questo noi vogliamo aprire una discussione su Trieste, perché noi riteniamo che è bene che il turismo abbia, diciamo, dei punti percentuali di sviluppo, non siamo contrari, ma ribadiamo il fatto che la manifattura a Trieste deve rimanere se vogliamo dare una risposta anche a quei cittadini, in particolar modo a quelle fasce over 40, over 30, che oggi da questa regione se ne vanno. Noi abbiamo tantissimi ragazzi che finiscono il ciclo di studio all'università e non trovando risposte proprio in quei settori che sono i settori a maggior valore aggiunto, perché immaginatevi un laureato in ingegneria che vada a lavorare sostanzialmente in attività come quelle che fanno della ricezione turistica. Ecco, con tutto rispetto parlando, è chiaro che oggi se ne vanno all'estero, li formiamo, paghiamo per quella formazione e in moltissimi casi nemmeno rientrano in Italia. Allora vi è un tema su Trieste, oltre che in questa regione, vi è un tema sulle attività produttive. Da questo punto di vista io lo dico in maniera molto chiara, noi impegneremo nei prossimi giorni le lavoratrici e i lavoratori, perché non ci accontentiamo che ci dicano vediamo se adesso riusciamo a rinnovare la cassa integrazione o si va verso il licenziamento. No, si deve trovare un'impresa che venga a Trieste sostanzialmente ad investire se è esattamente come ci raccontano, che ci sono molti incentivi fiscali a disposizione, c'è un sito di una certa dimensione che può essere riqualificato. E anche possibilmente appetibile, insomma, chiaramente, e quindi per questo c'è tempo fino al 12 giugno, no? Sì, la situazione è complicata proprio da questo, perché generalmente gli ammortizzatori sociali vengono rinnovati se c'è una palese condizione, diciamo, di continuità o di speranza di riqualificazione. I tempi sono strettissimi, ripeto, pur dando un giudizio rispetto all'impegno scontato che la Regione ci sta mettendo, che sarebbe ingiusto e ingeneroso non riconoscere, pur sapendo che la Regione, esattamente come le organizzazioni sindacali nella gestione delle crisi, sono complicate, non ci sono bacchette magiche, ciò che la Regione può fare è mettere degli incentivi sostanzialmente per attrarre, ma qui vi è un tema che riguarda invece più profondo le politiche industriali. Qual è dal punto di vista industriale, manifatturiero, come posso dire, lo strumento per poter attrarre su questo territorio attività che fanno industria? Attenzione, noi abbiamo un problema, se nel sito della Principe oggi mi interviene l'imprenditore settimo dell'edilizia, io non ho nulla in contrario, ma lì era un sito produttivo che dava da lavorare a circa 170 dipendenti, è chiaro che Settimo, pur essendo un grande imprenditore dal punto di vista, diciamo, edile, sostanzialmente quelle tipologie di attività che sono legate alla logistica o sono similari daranno non occupazione ai lavoratori stabili in quel sito, ma sostanzialmente verrà utilizzato un po' come magazzino e un po' sostanzialmente come attività amministrativa. Noi abbiamo bisogno su questo territorio che l'attività manifatturiera produca almeno il 10% del PIL, oggi siamo attorno all'8%, abbiamo un problema su Trieste, dobbiamo dircelo, sarebbe bello aprire una discussione, la politica che apra una discussione su quale sia la qualità nel mondo del turismo, del terziario, del commercio, ma non per chi viene da Trieste, quale sia il servizio che noi garantiamo, qual è il servizio e le tutele che noi diamo a quei lavoratori che sono impegnati in quei settori. Quanti contratti applicati di Federalberghi sono applicati, diciamo, in quella filiera? Noi vorremmo aprire questa discussione e vorremmo aprire una discussione sul tema della manifattura a Trieste verso il futuro. Chiudo dicendo solamente questo. Perché parlo di crisi? Perché guardi, noi abbiamo dato anche risoluzione ad alcune crisi, Wärtsilä, ma noi non possiamo raccontarci che abbiamo chiuso quella vertenza in maniera ottimale, l'abbiamo chiusa col miglior accordo sindacale possibile, grazie anche all'aiuto della Regione, ma noi abbiamo perso la motoristica, non abbiamo la garanzia che Wärtsilä rimanga dopo il 2027 ed abbiamo qualche problema rispetto al piano di programma
all'attuazione, diciamo, oggi con Innoway. Da questo punto di vista oggi si dovrebbe aprire una discussione per avere la garanzia che Wärtsilä rimanga o per far ritornare la motoristica a Trieste, perché è incredibile che noi abbiamo il principale player mondiale a 10 km di distanza e noi portiamo la motoristica a Trieste in Italia sostanzialmente. Questo è incredibile, non possiamo raccontarci che da quella crisi Trieste ci abbia guadagnato. Grazie al segretario della CGIL Massimo Marega, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste e buon lavoro naturalmente. Grazie, invito tutti quanti naturalmente ad andare a votare l'8 e il 9 giugno. Grazie, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco sarà con noi Margherita Canale della Civica Idea Giuliana. Qualcosa di generico. Bentornati in diretta Sveglia Trieste, 9:09 del mattino. Diamo subito il buongiorno a Margherita Canale della Civica Idea Giuliana. Buongiorno, ben arrivata. Grazie dell'invito. Prima volta qui a Sveglia Trieste, quindi ben arrivata, insomma, grazie allora di essere qui. Le chiedo subito di presentarsi, insomma, come mai è entrata in politica, prima con la lista Fedriga, vero? Che poi è sfociata in qualche modo in questa nuova realtà della Civica Idea Giuliana. Io mi sono interessata di politica, diciamo, alla fine dell'attività professionale e della mia carriera, perché ho pensato che, ho sentito sempre dire la politica è una cosa sporca, bisogna tenersi lontani, non ne posso più di questi politici, e ho pensato, beh, ma se tutti diciamo così e nessuno cerca di dare del suo, certo le cose forse andranno sempre peggio. Naturalmente vengo da una professione, io ho insegnato storia della musica in conservatorio e anche da una realtà familiare che, diciamo, sono un po' i miei ambiti di interessi più specifici nell'ambito dell'iniziativa politica. Credo che, e invito anche, diciamo, chi può essere interessato a inserirsi nel mondo politico a dare il suo contributo diciamo, e a cercare di dare delle risposte che naturalmente non saranno risolutive e definitive, però che possono portare un contributo, ecco, anche il contributo di certamente c'è bisogno del politico di professione, perché ci sono naturalmente meccanismi molto tecnici che bisogna conoscere, di cui bisogna servirsi, però anche un apporto dalla società civile, dall'esperienza sul campo, da chi vuole dare, diciamo, del suo, mi sembra una cosa molto interessante. Interessante, no? Insomma, mettersi in gioco in prima persona e portare anche il proprio contributo, assolutamente. Allora, sentiamo subito la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? C'è qualcuno in linea? Ho paura che sia caduta. No, pronto? Pronto? No, credo sia caduta la linea, allora invito il nostro telespettatore o telespettatrice a richiamarci eventualmente. C'è anche una mail che si riallaccia un po' al discorso che facevamo prima con l'altro ospite. Dice Nevio, è chiaro il disegno della sinistra, avere più cittadini stranieri con cittadinanza italiana per avere più voti, questo è lo scopo del referendum, secondo lui. Questa era una critica che era arrivata anche precedentemente, insomma, nel corso della puntata, e si parlava proprio di denatalità, di calo demografico inarrestabile, sembra anche nella nostra regione, guardando un po' i dati, no, dell'IRES che abbiamo fatto vedere prima, proprio relativi a questo fenomeno, insomma, del calo demografico, dell'invecchiamento della popolazione. Sono temi che sono temi importantissimi, no? Che hanno a che fare con la nostra vita, no? Sì, e anche che tutto sommato ogni tanto saltano fuori. Si sente dire bisogna prendere in considerazione, però, diciamo, è una realtà veramente grave, nel senso, non per essere pessimisti, però dovrebbe essere forse uno degli obiettivi principali di tutta l'azione politica, questo di investire sulla famiglia, sulla natalità,
Io, diciamo anche per esperienza personale, penso che tutti noi abbiamo avuto queste situazioni. Ricordo una mia amica molto impegnata professionalmente che all'arrivo del terzo figlio è stata massacrata a livello professionale perché si permetteva di rimanere a casa per avere un altro bambino. Ma il genitore che investe nell'educazione di un figlio che si dà da fare, e pensiamo a quanti genitori in modo silenzioso stanno portando avanti questa bellissima attività, che non viene riconosciuta, che sembra quasi un qualcosa di privato, ma in realtà appunto, come diceva prima, no? È vero, l'ospite precedente, è vero che i miei figli pagheranno la tua pensione, cioè è l'investimento che fa una famiglia nell'educazione di un figlio, nella formazione, famiglie sane determinano una società sana, aiutano una crescita equilibrata, ma è un bene enorme che nessuno valuta, che nessuno riconosce, tutto sommato, no? È una maggioranza silenziosa che sta portando avanti il futuro e che non viene assolutamente presa in considerazione. Se posso permettermi, non so. Prego, sì. Un'altra cosa che mi sembra molto molto interessante è la valorizzazione anche del lavoro femminile. In che senso? Io penso che tutte noi ci siamo trovate, diciamo, a fare un percorso parallelo di studio con i nostri compagni maschi, insomma, senza voler, diciamo, adesso prevalere sulla professionalità maschile, però è vero che una donna, dopo aver studiato, dopo aver dato esami, dopo aver fatto concorsi, si trova, se vuole scegliere la famiglia e la maternità, ad avere un percorso un po' a ostacoli rispetto al collega uomo, ma in realtà tutto quello che una donna acquisisce anche nel lavoro familiare, diciamo, è qualcosa che lei porta nel suo ambiente di lavoro, no? Si dice che la donna, adesso non per essere femminista, ma che la donna ha più skills, ha più capacità di gestire anche imprevisti, ma sono tutte qualità che io mi riporto nella mia professione. Allora, perché non valorizzare anche diciamo, l'aspetto di lavoro, di educazione, casalingo, che non sono qualcosa di parallelo o di privato, ma che... Allora, sicuramente un investimento in questo senso, anche a livello di riconoscimento. Per esempio, avevo sentito una proposta che mi sembrava molto interessante: premiare le aziende che hanno delle lavoratrici madri, no? Che favoriscono l'inserimento di lavoratrici madri, ma con tempi conciliabili con la famiglia. È ovvio che se tu mi metti una riunione alle 6 di sera, vuol dire che non stai pensando che io ho dei bisogni familiari, no? Cioè, ma puoi benissimo mettermela di mattina, no? Ecco, quindi sono sensibilità che sono ancora molto, molto marginali. Allora dico, ma possibile, c'è un problema grossissimo di denatalità e non facciamo niente, nemmeno anche dal punto di vista della cultura della famiglia. Della famiglia, no? Quindi ci vorrebbe, insomma, un intervento più massiccio anche una presenza più capillare, diciamo, di queste tematiche. Perché non se ne parla mai? Perché tanto la famiglia va avanti per conto suo, ci sono altri problemi, no? Emergenze. Discutere la politica, insomma, in qualche modo. Chiarissimo. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, ancora in compagnia di Margherita Canale della Civica Idea Giuliana. Fra poco. Bentornati in diretta, 9:18 del mattino. Allora, siamo sempre in compagnia di Margherita Canale, che per la prima volta qui con noi a Sveglia Trieste. Stiamo parlando del tema che le sta particolarmente a cuore, congeniale, che è quello della famiglia, ma legato a quello della famiglia, al tema della famiglia, c'è tutto il discorso, lo facevamo prima, insomma, dell'andamento demografico, insomma, anche della nostra regione, per non parlare, insomma, dell'impatto
nell'intera Italia, e si parlava prima anche della questione dell'immigrazione, quindi del dare la cittadinanza poi ai cittadini stranieri che risiedono da un determinato numero di anni nella nostra nazione, ma anche del fenomeno contrario, che è quello della cosiddetta fuga dei cervelli, no? Dei giovani che si formano qui da noi e poi vanno all'estero per lavorare perché trovano delle condizioni migliori, no? E quindi questo è un fenomeno molto, molto attuale. Abbiamo dei dati che ci dicono che in Italia ci sono 700.000 giovani laureati professionisti italiani formati in Italia, che hanno studiato in Italia, le cui famiglie appunto hanno sostenuto il percorso formativo di studio eccetera, che lavorano all'estero. Ma è vero, mi è capitato anche a me di andare in alcune città estere, non dico la comunità italiana londinese, ma anche solo a Valencia c'è una comunità italiana di giovani che anche si attivano per realizzare poi iniziative, start-up, e mi ha colpito questa emigrazione volontaria, no? Una migrazione ovviamente una scelta dovuta a che cosa? Come mai? È un dissanguamento, veramente, no? Un dissanguamento. Anche perché dopo aver investito per tanti anni nella formazione di una personalità, sappiamo che i cervelli italiani sono richiestissimi, no? Vero, come anche storicamente, insomma, molte inventorie. Quindi appunto li formiamo per gli altri, adesso non per essere campanilista, però è veramente un dissanguamento. Ma come mai? Allora, cosa trovano questi ragazzi all'estero? Sicuramente trovano banalmente stipendi superiori, questo lo sappiamo, di gran lunga superiori, e trovano anche un riconoscimento di merito che purtroppo nella nostra struttura sociale è carente, no? Forse una delle cose che più blocca anche lo sviluppo della nostra società è un certo atteggiamento un po' di baronia, del fatto che le generazioni come la nostra, come la mia, hanno un po' schiacciato, invece di valorizzare i giovani li hanno bloccati, il fatto che ci sia a volte un'incertezza in aspetti normativi, per esempio io ho lavorato molto nel mondo della scuola e il continuo cambio di criteri per l'immissione in ruolo, per riconoscere, è stato in 20 anni, io credo che ogni 2 anni cambiavano i sistemi, prima dovevi fare un percorso, poi dovevi fare altro tipo di tirocinio, poi c'erano i CFU, poi insomma, questi ragazzi poveracci, ma sempre con buonissima volontà, però non riuscivano a essere al momento giusto, con i titoli giusti, ma com'è possibile? Infatti, quindi anche questo è un problema, insomma, quello proprio del riconoscimento. Allora, abbiamo una telefonata, ma abbiamo anche il nostro Bernardo Gulotta che ha cambiato location e si trova nei pressi dello stadio. Allora, nuovamente buongiorno Bernardo, e a te la linea. Allora, ti vediamo proprio sotto lo stadio Grezza, dalle parti della curva Furlan, immagino, no? Sì Laura, grazie della linea, buongiorno di nuovo a te, alla tua ospite e a tutti i telespettatori. Dall'ingresso della curva Furlan dello stadio Nereo Rocco nel rione di Valmaura, perché domani pomeriggio alle 18:30 il nucleo San Giacomo, uno dei più caldi e storici nuclei e gruppi di tifosi della Triestina, ha organizzato e ha chiamato e sta chiamando a raccolta il maggior numero di pubblico, di sostenitori della Triestina possibile per questa manifestazione domani alle 18:30 da Piazza della Borsa, per chiedere rispetto per la Triestina. Questo è seguito delle ultime vicende societarie, diciamo che dalla penalizzazione dei 9 punti che la Triestina sconterà nel prossimo campionato in poi si è mossa un po' tutta la città sportiva, in particolare del mondo del pallone, per chiedere garanzie, per chiedere certezze riguardo il futuro dell'Unione. Domani ci sarà infatti una scadenza e la manifestazione proprio cade nel giorno in cui domani, mercoledì, la società dovrà pagare i contributi, le tasse
gli stipendi, gli arretrati dei mesi di marzo e aprile che mancavano e che hanno comportato infatti anche la penalizzazione. Poi venerdì invece ci sarà un'altra scadenza, quella per l'iscrizione al campionato di Serie C, che rimane ancora in bilico. Ci sono situazioni da dover chiarire anche per capire in quale categoria giocherà la Triestina il prossimo campionato, se la vedremo nuovamente nei campi di calcio, perché c'è la possibilità, c'è lo spettro del fallimento per la società rosso-alabardata proprio in virtù dei mancati pagamenti e di questa iscrizione che tarda ad essere ufficializzata. I tifosi quindi hanno chiamato alla mobilitazione cercando di coinvolgere il maggior numero di sostenitori possibile, cittadini ma anche i gruppi organizzati, per chiedere rispetto per la Triestina, chiedere anche alle istituzioni, al sindaco di Piazza e al presidente Federiga di mobilitarsi, di fare la loro parte come istituzioni per cercare di rendere più trasparente la situazione che gira attorno proprio alla Triestina, magari anche dare una mano alla ricerca di possibili interessati a subentrare in società, qualche trattativa diciamo nei vox populi, in quelli che sono gli addetti ai lavori, sappiamo esserci stata in passato, in particolare qualche mese fa, nulla però di ufficiale, nulla ancora di concreto all'attenzione del pubblico. Quindi dal nucleo San Giacomo, come detto, uno dei nuclei che partecipa sempre con molto entusiasmo, anche con molta passione alle partite e alle vicende della Triestina, ma ce ne sono anche altri di gruppi che sono in egual maniera molto attaccati ai colori biancorossi, quelli dell'alabarda della Triestina. Saranno dunque in piazza domani per chiedere innanzitutto rispetto e certezza di cosa accadrà alla squadra alabardata della città. E quindi dalla curva Furlan, punto iconico del tifo organizzato triestino, noi vi restituiremo la linea. Grazie Bernardo Gulotta. Allora questo è l'appuntamento di domani, ho fatto un lapsus prima, ho citato il Grezza perché frequento il Grezza per un altro sport, per l'atletica, ma ovviamente insomma si tratta dello stadio Nereo Rocco e l'appuntamento è domani per sapere insomma se ci sarà qualche buona novità, lo speriamo tutti davvero per l'Unione. Allora c'è una telefonata, dicevo prima, la sentiamo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno Bucarella, a lei, la redazione, la gentile ospite e tutti i telespettatori di Tele4. Buongiorno a lei. Ecco, io volevo portare alla gentile ospite due spunti di riflessione inerenti a due miti da sfatare. Uno, diciamo, il famoso gelo demografico italiano, che è diciamo qualcosa di assolutamente fittizio, e l'altro che gli italiani non vogliono fare tutti i lavori. Questi sono tutti, quello che io dirò sono tutti quanti dati ufficiali, d'accordo? Andate a vedere, cercare che sono pubblici, di conseguenza non è che diciamo dobbiamo fare disquisizioni. Allora, per spiegare perché l'Italia c'è un gelo demografico in Italia, adesso farò i conti della server, non andrò troppo nei dettagli perché non ho il tempo materiale per andarmi a cercare le fonti, no? Allora, per essere breve, dunque l'Italia ha circa 60 milioni di abitanti, mi sentite? Sì. Di cui questi 60 milioni di abitanti, 30 milioni sono in età avanzata e definiamoli per convenzione non fertili. Cioè rimangono 30 milioni. Di questi 30 milioni dobbiamo dividere ancora per due, in quanto diciamo sono troppo giovani per essere fertili, e ne rimangono 15 milioni di fertili. Di questi 15 milioni di fertili dobbiamo dividere la metà circa, perché o sono diciamo di altro orientamento sessuale oppure perché non vogliono fare figli o motivi loro che diciamo sono personali, no? Di conseguenza rimangono esattamente in Italia 7 milioni e 500 mila persone in fertilità, in età di fertilità. Sì. Che producono ogni anno circa, bene che vada, ripeto, ogni anno bene che vada, circa 350.000 nuovi nati. Ora, se noi andiamo a vedere i dati dell'AIRE, l'AIRE diciamo è l'anagrafe per gli italiani all'estero, noi abbiamo all'estero 8 milioni e 500.000 italiani in età fertile. Che se noi questi è quello che dicevamo, almeno la metà di questi 8 milioni e mezzo,
assommati ai 7 milioni e mezzo, avremmo esattamente 500.000 nuovi nati, di cui per ma aver poi le diciamo, famiglie le un fanno ricambio all'estero, no? generazionale È chiaro. in Italia ce Certo. ne vogliono almeno 600.000. Allora, già abbiamo raggiunto 500.000 facilmente richiamando diciamo, le nostre intelligenze dall'estero in Italia, Certo. e quei 100.000, giusto per accontentare un po' anche diciamo, gli altri, potremmo metterli con gli extracomunitari, ma questo lo aggiungo io, d'accordo? Ecco, questa è la prima cosa da sfatare, cioè non c'è gelo democratico, c'è un gelo democratico perché c'è un piano ben prestabilito per azzerare la demografia in Italia. Secondo dato, che allora, non vogliono fare tutti i lavori è un gli esempio italiani. lampante, facilmente capibile per tutti. Allora, su Rai Tet e Rai regionale Rai 3, il servizio riguardante all'inaugurazione della stagione balneare di Grado. Sì. Hanno intervistato un ragazzo di Milano che lui ha dichiarato questo, qui in Friuli Venezia Giulia a Grado mi trovo bene perché gli imprenditori pagano bene e ci aiutano nella logistica, il mangiare, bere, dormire, eccetera, eccetera. E queste sono le condizioni, cosa certo, che nelle altre parti d'Italia non fanno. Chiarissimo. Allora, i nostri figli vanno all'estero non perché sono malati di esterofilia, ma perché non vogliono essere trattati, passatemi il termine, da extracomunitari. Grazie e buongiorno. Capito, ma un po' è arrivato alle stesse conclusioni. Cioè, no? Non è solo grave diciamo, il calo demografico, è grave la fuga dei cervelli e poi, certo, e poi c'è il problema di ci sono sicuramente anche molti extracomunitari, immigrati, ma di buon livello, che si impegnano, noi non potremo farne a meno, per prime le badanti, ma insomma sicuramente onore a queste persone. Però certo l'inserimento in un tessuto sociale diverso dal tuo, con culture diverse, con una lingua diversa, comporta un lavoro di integrazione complesso. Noi non possiamo, oppure se avessimo la forza di formare tutti, di educare tutti, di inserire tutti, sì, ma non mi sembra che ci siano queste forze. Allora l'accoglienza indiscriminata purtroppo crea dei problemi non indifferenti. Anche per loro, anche per in qualche modo, no? Andrebbe gestita, ma non si può banalizzare e dire certo siamo buoni, vogliamo bene a tutti, ma poi non è che basta venire in Italia per risolvere i problemi, no? Insomma sono questioni molto molto delicate che sulla pelle delle persone, sicuramente. Allora dobbiamo fermarci per l'ultima pausa pubblicitaria di questa mattinata, a fra pochissimo. Bentornati in diretta. Allora siamo sempre in compagnia di Margherita Canale della Civica Idea Giuliana. C'è una telefonata in arrivo, la sentiamo, poi spieghiamo anche che cos'è Idea Giuliana. Allora, raccontiamo un pochino ai nostri telespettatori, anche se abbiamo comunque avuto diversi ospiti che la rappresentano questa nuova civica. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Buongiorno. Io so che Idea Giuliana ha come idea l'europeismo sfrenato e penso che l'ospite mi conferma questa visione. E siccome prima si parlava del fatto che appunto i nostri giovani vanno all'estero, il problema è che non trovano il lavoro in Italia. E il problema è di fare un ragionamento perché non trovano lavoro in Italia. Alla fine degli anni del secolo passato l'Italia era la quarta potenza economica al mondo, adesso siamo 32esimi mi pare. Siamo nel G7 ma così per carità di Dio, no? E perché l'Italia aveva quella capacità economica? Perché aveva una moneta che poteva svalutare in funzione delle risorse che le industrie interne avevano. Nel momento in cui ci siamo legati col cambio fisso, l'Italia ha perso la potenzialità di avere una modulazione nella sua espressione politica.
se si guardano le curve da quando siamo entrati nell'euro, quindi col cambio fisso, si vede che le attività economiche italiane è sempre degradata. Noi entrando in Europa abbiamo un deficit di dare e avere, perché diamo di più di quello che riceviamo, e questo dare di più significa che noi su 20 miliardi che ogni anno diamo all'Europa ne ricaviamo alla grande 10, quindi abbiamo delle risorse che vanno via. Le industrie sono costrette per la politica europea solo ad esportare e non a occuparsi del mercato interno. La moneta che abbiamo preso ci ha tagliato il 50% del valore che avevamo prima, e cosa si pretende? Che ci siano ancora posti di lavoro? Ma stiamo andando al degrado, stiamo andando verso il burrone, però i politici vedono sempre che l'Europa è il sogno, sarà un sogno, ma è un sogno che sta diventando un incubo. Grazie Gino, buona giornata. Gino, che sicuramente europeista non è. Sì, non è che Idea Giuliana sia europeista sfrenata, nel senso che mi pare che questo termine, chiariamo. Siamo in un contesto che storicamente ha queste caratteristiche. Trieste ha una vocazione comunque, diciamo, di centro Europa, anche dal punto di vista culturale, storico, economico-commerciale. È vero che ci sono questioni anche legate all'equilibrio tra integrazione europea e autonomia degli Stati. Sicuramente, ecco, Idea Giuliana ha questo obiettivo di valorizzare la realtà anche a livello locale, cioè Idea Giuliana è una diciamo, applicazione sul territorio delle idee della lista Fedriga, no? Che è una lista civica, quindi che vuole valorizzare anche l'apporto che nasce dal territorio proprio, no? Dalle esperienze sul campo, dalle professionalità che ci sono, no? Non solamente diciamo, dell'ambito civile, dell'impegno nel settore civile. Quindi non vedo che Idea Giuliana sia appiattita sull'idea aspettiamo i soldi dall'Europa e non facciamo niente, non è assolutamente così, ma anzi cerchiamo di valorizzare il territorio che abbiamo, le caratteristiche, i valori che sono tipici della nostra realtà, no? Trieste è ricchissima dal punto di vista culturale, storico, naturalistico, di apertura mentale, no? È una città che pur essendo piccola tutti trovano molto internazionale, no? E quindi questo è un valore se viene, diciamo, in qualche modo promosso nel modo giusto, no? Certo, qui, ma naturalmente è anche interessante il dibattito tra visioni diciamo più europeiste, meno europeiste. A me piace, diciamo, quello che ho trovato in Idea Giuliana è stato anche questa, diciamo, questa collaborazione tra competenze diverse. Quindi io mi sono più occupata dell'ambito famiglia, cultura, perché sono le cose che conosco più dall'interno, ma poi c'è chi è più specializzato nell'aspetto ambientale, nell'aspetto salute, nell'aspetto anche piccolo commercio, cioè, e noi facciamo anche proprio delle periodiche riunioni di aggiornamento in cui ognuno apporta la sua competenza, e questo è molto interessante. Riguardo anche alla telefonata, certo ci sono anche delle visioni, per esempio, di un federalismo, no? di una Unione Europea che mantenga però le caratteristiche locali. Sono dibattiti che devono essere in qualche modo promossi, insomma, e vanno avanti. Ecco. E lo fate all'interno, insomma, di questo... Il nostro piccolo cerchiamo di farlo, poi ovviamente ciascuno, insomma, per la propria poi competenza o area di interesse anche, naturalmente. Ci scrive l'amico Claudio Visintin: buona giornata a voi splendide donne, dice. Grazie Claudio. Sono d'accordo con Margherita Canali che le donne hanno una marcia in più, credo sia d'obbligo garantire la parità salariale tra uomini e donne. Questo è un passo incredibilmente importante verso un mondo più equo e rispettoso delle diversità di genere. Dobbiamo continuare a sostenere e promuovere queste iniziative affinché ogni persona abbia la possibilità di essere retribuita in modo giusto per il proprio lavoro, indipendentemente dal genere. Grazie a chi sta lavorando duramente per rendere questo obiettivo una realtà. Insomma, questo penso si possa sposare, no? Condividere assolutamente. Io aggiungerei, ma solo perché insomma,
che è sicuramente una questione ovviamente di giustizia e di equità salariale, ma anche di riconoscimento sociale. Cioè una donna che lavora e che porta avanti una famiglia, voglio dire, va valorizzata, va riconosciuta, io ogni tanto dico così come slogan, ma questi giovani che hanno il coraggio di fare figli sono veramente gli eroi del nostro tempo, perché fanno delle fatiche incredibili, non dormono di notte, portano i bambini la mattina correndo, poi si occupano, devono essere performanti sul lavoro con ritmi sempre più pesanti e nello stesso tempo devono pensare all'educazione dei loro figli, essere vicini, essere disponibili, ma insomma, perché diciamo anche a livello proprio di cultura generale noi valorizziamo alcuni grandi personaggi, non so, mi viene da pensare, certi, vabbè, insomma, sono instagrammer, eccetera, e invece il giovane che si impegna, che porta avanti una famiglia, non è assolutamente preso a modello, preso ad esempio, ma perché? Insomma, anche quello vuol dire sentire che stai facendo qualcosa per il futuro della società e essere riconosciuto. Che venga riconosciuto anche questo aspetto, che non è soltanto esclusivamente privato, no? Lo dicevamo prima. Sì. Allora, sul lavoro e referendum ci scrive Enrico dicendo: ho lavorato per 30 anni nel settore appalti e contratti, conosco il tema. Cita tutte le leggi che risalgono proprio alla Costituzione, quindi dice: se si vuole cambiare bisogna modificare proprio la Costituzione, ormai inadatta alla nuova società, secondo appunto questa sua conoscenza particolare della questione contratti. Quindi interviene, dice: non basta evidentemente un referendum. Sì, anch'io credo che il quesito referendario è molto, molto stringato, ma in realtà poi tutte le conseguenze in dettaglio sono aspetti normativi molto, molto complessi, che è difficile, diciamo, capire fino in fondo, insomma, o perlomeno certamente il tecnico, chi ha lavorato nel settore se ne conosce. Rossana, scusate, ci scrive: buongiorno, vorrei sapere qual è il pensiero di Deo Giuliana sull'asilo di Roiano e sulla cabinovia. Sono due temi che stanno tenendo banco. Perché anche oggi sul piccolo. Esatto, anche perché poi inizia, no, da domani questa maratona sugli emendamenti della cabinovia. Allora, asilo di Roiano, ovviamente noi siamo appunto a favore della situazione delle famiglie, quindi sicuramente Idea Giuliana farà di tutto perché l'asilo di Roiano possa essere al più presto a servizio dei bisogni delle famiglie e della cittadinanza. Idea Giuliana ha diciamo anche la fortuna di avere un gruppo di circoscrizionali molto attivi, coordinati da Giorgio Cecco, che ha un'esperienza, volevo dire millenaria, ma non si può dire, però no, scusatemi, un'esperienza notevole di tanti anni. E poi abbiamo due consiglieri comunali che sono Roberto Cason e Mirko Martini, che operano all'interno appunto della coalizione del centrodestra e si stanno attivando proprio per promuovere una soluzione a questo problema dell'asilo di Roiano e compattare. Ecco, credo che anche Idea Giuliana abbia questa funzione a volte anche di riuscire a fare da collante all'interno del centrodestra, ma è giusto che all'interno... Un ruolo diplomatico. Sì, un ruolo diplomatico, ma anche è giusto che in una coalizione ci siano visioni diverse, devono poi in qualche modo, è anche un segno di vitalità, direi, no? Non siamo mica monolitici, tutti quadrati, tutti obbedienti, tanti soldatini. E quindi sicuramente faranno un ottimo lavoro all'interno della discussione di questa proposta di soluzione sull'asilo di Roiano, che adesso io non vado in dettaglio a definire, insomma, perché è ancora in itinere. Idem dicasi per la cabinovia, certo qui bisogna capire anche, c'è la possibilità ancora diciamo di varianti all'interno del progetto proprio anche per tutelare il territorio. Bisognerà capire anche a livello economico, sicuramente diciamo, sono stati fatti dei calcoli anche proprio sulla sostenibilità di questa operazione, ma la vedo ancora un pochino lontana dalla definizione definitiva. Ecco. Cioè lei si sentirebbe favorevole all'opera, però sì, è ancora... Con alcuni distinguo naturalmente sull'aspetto
appunto territoriale, ambientale, certo. Comunque c'è anche tutta la questione, diciamo, concentriamoci sulla rivalutazione di Porto Vecchio, a Porto Vivo attuale, che vedrà che sarà veramente un'ottima opportunità anche per i nostri giovani, anche per la valorizzazione di un'area sicuramente molto interessante, innovativa. Cosa vedrebbe in quest'area così ampia? Ci saranno sicuramente potenzialmente spazi culturali, poi c'è tutta quella bellissima area di tipo sportivo, e ci sono, diciamo, in varie città europee riqualificazioni, sto pensando, non so, forse lei è stata a Valencia, tutta l'area, lei c'è Calatrava che ha fatto anche delle cose meravigliose dal punto di vista architettonico, però è un'area vivibilissima in città, piena di spazi all'aperto, una meraviglia. Oppure lo stesso porto di Amburgo, con altre caratteristiche, perché era un porto industriale, è stato riqualificato, quindi sicuramente sarà un fiore all'occhiello anche per la nostra città, ulteriore fiore all'occhiello per la nostra città. È chiaro, quindi si punta molto, insomma, sullo sviluppo del porto. Tornando all'asilo di Roiano, addirittura, insomma, i vostri consiglieri potrebbero astenersi dalla votazione? Ecco, è una scelta che devono fare stanno valutando all'interno delle caratteristiche diciamo, di quello che sarà la mozione per risolvere il problema. Perché fin dall'inizio, insomma, si sono detti sempre così favorevoli a un'apertura dell'asilo che sia certo che tutti vogliono aprire una realtà, diciamo, ormai realizzata, che rimanga chiusa. Penso per primo il sindaco è disperato, diciamo, ecco. No, ma sicuramente quello sì, e poi bisogna vedere con che modalità, per la questione anche del personale, eccetera. Può darsi che ci sia anche un intervento di aiuto economico anche della Regione, visto che comunque la Giunta Federica ha sempre valorizzato queste iniziative a favore degli asili nido. Però insomma le cose sono in itinere, l'obiettivo è comunque arrivare quanto prima a dare questo servizio ai cittadini. Ecco, diceva prima che questo suo percorso politico è nato proprio dalla lista Federica Presidente, no? Quindi in occasione delle elezioni regionali, di respiro regionale, no? E in particolare sui temi, diceva, della famiglia, ma anche della cultura, perché si è occupata un po' tutta la vita, no? Di cultura, essendo insegnante al conservatorio. Sì, sono stata insegnante in conservatorio di storia della musica, perché io sono diplomata in violino, poi ho laureata in musicologia, poi ho fatto un dottorato, insomma, sì, e mi ha sempre appassionato moltissimo questa dimensione culturale, che poi è anche caratteristica triestina, no? La musica, è vero, infatti, e anche, diciamo, la bellezza di passare alle nuove generazioni questo mondo culturale che noi abbiamo, questa storia artistica meravigliosa che ci invidiano tutto il mondo. Noi siamo diciamo anche come patrimonio sia museale che anche per esempio di un patrimonio di musiche ancora conservate nelle biblioteche, ma siamo al 90% dei beni mondiali, e tutti vengono a studiarle in Italia, i tedeschi hanno le borse di studio e noi gli dobbiamo dare le nostre musiche che loro studiano. No, vabbè, non per essere, ma quindi noi dobbiamo renderci conto di quello che abbiamo e valorizzarlo e poterlo portare, anche lasciare alle generazioni future, insomma, no? Passare valorizzare, insomma, la grande cultura che abbiamo, che sta facendo anche molto da volano anche turistico e quindi economico. Ma certo, anche perché l'uomo ha bisogno, cioè c'è poi un tipo di turismo che non è solamente naturalistico, che già è una meraviglia al nostro territorio, ma anche un turismo culturale, e poi è molto interessante secondo me diciamo l'attività culturale divulgativa di alta divulgazione, il coinvolgimento. Per esempio non so se posso permettervi, ma anche ci sono state recentemente delle iniziative molto interessanti, per esempio quel Beethoven Fest a Muggia che si è concluso ieri, che ha coinvolto anche iniziative per bambini di 3-5 anni, 5-7 anni, quindi questa capacità di rendere affascinante anche per un pubblico infantile, insomma, a me queste cose sembrano molto interessanti, no? Cioè poter passare quello che è la cultura in un modo non accademico autoreferenziale, ma una cultura che sia qualcosa di vivo, che entra nella tua vita, che ti arricchisce, che ti fa essere anche una persona migliore, che ti dà dei valori. Mi sembra una cosa bella. Allora, vedo la bella facciata del nostro municipio, del comune, e credo ci sia proprio sotto il municipio il nostro Bernardo Gulotta. Allora, nuovamente buongiorno, a te la linea nuovamente, Bernardo.
Sì, Laura, buongiorno, grazie della linea, collegamento molto breve, solo per ricordare che partire da domani, il Consiglio Comunale sarà chiamato alla cosiddetta maratona d'aula per l'approvazione della variante numero 12, quella che riguarda la modifica al piano regolatore, questa variante propedeutica all'inserimento a tutti gli effetti della cabinovia proprio nell'area interessata, quella della zona di Parc Bovedo e del Bosco Bovedo e del Porto Vecchio, insomma il tratto della cabinovia che collega non solo in piano ma anche poi nella parte in verticale il mare e il Carso. Oggi, fra poco, fra 8 minuti, scadono i termini, poi la presentazione degli emendamenti da parte dei consiglieri comunali, emendamenti che provengono per lo più dall'opposizione. Ci sono 3.136 osservazioni che saranno analizzate, non so se si procederà, lo scopriremo magari nel corso di mattinata. Diciamo al di fuori di questo spazio di Sveglia Trieste con il presidente dell'Aula Francesco Panteca per capire come si proseguiranno questi lavori, perché come detto sono tante le osservazioni, saranno tanti anche gli emendamenti da affrontare nel corso delle sedute da qui a venerdì, da domani a venerdì. È probabile, come dalle indicazioni della Commissione che poi ha licenziato per il Consiglio Comunale, per l'Aula, proprio l'analisi di questa situazione, è probabile che molte di queste osservazioni verranno raggruppate per temi affini e quindi affrontate a blocchi, a gruppi, perché ci sono molte osservazioni provenienti dai cittadini o dalle associazioni che chiedevano pressappoco le stesse cose, quindi farne di tutte un gruppo agevolerebbe la trattazione in aula di questi argomenti. Quindi da domani partiranno i lavori d'aula, ovviamente, le discussioni in Consiglio Comunale su quella che possiamo considerare l'opera più discussa degli ultimi decenni a Trieste, quella della cabinovia, con l'approvazione di una variante che dai banchi dell'opposizione viene detto arriva tardi, perché secondo qualcuno, uso una metafora, approvare la variante oggi dopo che il progetto è già stato realizzato ed è andato avanti a buon punto, dopo che c'è stata la gara con la Leitner che si è aggiudicato i lavori, è come apparecchiare una tavola e mettere alla fine la tovaglia. Questo per rendere l'idea da parte dell'opposizione. Dalla maggioranza invece l'atto è propedeutico alla formalizzazione ufficiale dell'inserimento della cabinovia in quel contesto urbano che ad oggi non lo prevede. Quindi da domani seguiremo da vicino questo iter di discussione in aula in Consiglio Comunale, che si trova nel palazzo alle mie spalle. A voi la linea. Grazie Bernardo Gulotta, precisissimo insomma il suo commento a quello che succederà a partire da domani, appunto, per 3 giorni, per 3 giornate sulla cabinovia Mare Carso. Abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sono sempre Gino, perché mi sono entusiasmato sul discorso europeo, ma dovevo fare all'ospite un'altra domanda. Ok, dica pure. Ed è questa. Allora, per il discorso dell'asilo di Roiano, sì, il Comune dice che non può assumere personale perché non ha soldi. Però sto dei mutui e queste due cose non stanno insieme, perché un mutuo non si estingue, perché tu paghi il mensile, no? del mutuo con denaro inflazionato, quindi diciamo che tu ricavi un utile dal fatto che paghi un mutuo che i soldi ti sono stati dati tanti anni prima e li ripaghi con dei soldi che sono svalutati alla fine. Quindi si fa un grande favore alla banca restituendo e chiudendo un mutuo. Un mutuo va sempre portato verso la fine, perché ci guadagni alla fine, è l'unico modo di guadagnarti sul prestito. Per Capito. cui è assurdo che dica non ho soldi però chiudo i mutui. Cioè, questo è un qualcosa che affido alla signora che può fare un'indagine all'interno del suo partito
per valutare questo concetto. Grazie, per capire meglio insomma cosa c'è sotto. Grazie Gino, buona giornata. Grazie dello io spunto. Solo vorrei sottolineare, ma non ho la contezza dei dati specifici, che dipende anche dal tasso del mutuo, no? Direi non è che sempre il tasso del mutuo riesce a coprire l'inflazione, cioè l'inflazione ha una certa crescita, il tasso se ha un 4-5%, l'inflazione non è il 4-5%, cioè adesso però non ho i dati dei mutui del comune, quindi non saprei dire. Sempre sull'asilo di Roiano ci chiede invece Renata: posso chiedere alla gentilissima ospite se può essere d'accordo con me, se non può essere d'accordo con me nel constatare che molto spesso dare in concessione al privato può essere una garanzia dal punto di vista della qualità del servizio e della continuità del servizio, ad esempio. È anche questo un aspetto, no? Sì, ma ci sono anche posti comunali negli asili nido privati, non è che non c'è questa collaborazione col privato. Qui c'è il problema, da quello che mi risulta, di una certa quantità di personale comunale che comunque rimarrebbe tagliato fuori. Certamente d'altra parte c'è la garanzia che se intervenisse il privato le graduatorie sarebbero comunque, dovrebbero rispecchiare i requisiti previsti dal comune, quindi c'è tutto un equilibrio tra esigenze del comune, problema economico, problema del personale, problema dell'appalto, però ci sono signori nidi privati di altissimo livello, insomma non è che il privato di per sé sia negativo, poi non demonizziamo il privato, certo, però la cosa è un pochino complessa, diciamo, perché c'è tutta una situazione. Anche perché è una struttura che è stata costruita dal pubblico, no? Quindi anche una bellissima struttura, fra l'altro. E poi soprattutto è pronta, quindi tutti aspettano. Perché c'è molto bisogno da parte delle famiglie, no? Sarebbero una sessantina di famiglie che avrebbero 66 posti, sì. Mi ha colpito all'inaugurazione di quella bellissima piazza di Roiano una cosa particolare che mi sembra una cosa molto interessante, appunto di valore civico, diciamo. C'erano delle persone di una certa età che dicevano che hanno la casa con un poggiolo che si affaccia su questa piazza e loro controlleranno assolutamente che i bambini non siano molestati, che ci sia sempre delle persone, diciamo, a controllare i bambini, che loro controllo di vicinato. Esatto, loro saranno i guardiani ma è bellissimo, loro si mettevano lì perché hanno detto che per il momento ci sono ancora le telecamere, a breve verranno installate, perché tutti dicevano che bello, meraviglioso, ma poi come faremo a tenerlo sempre così bene, no? È un ambiente adatto ai bambini, ecco. È chiaro. E quindi molto bello anche questo rapporto tra generazioni, no? Diciamo, generazione dei nonni che controllano che gli spazi siano adatti ai bimbi. Allora, grazie davvero a Margherita Canale per essere stata con noi oggi. La invito a tornare a trovarci presto qui a Sveglia Trieste per raccontarci insomma nuove discussioni, nuovi temi per quanto riguarda proprio in particolare la civica idea giuliana. Grazie a voi e grazie dell'ascolto. E grazie a tutti voi che ci avete seguito in questa mattinata. Sveglia Trieste torna domani mattina alle 7 puntuali come sempre. Grazie e buona giornata. Buona giornata.